Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Giovedì 16 di maggio in diretta come sempre, e questa diretta necessariamente sarà in particolar modo dedicata al maltempo che ha colpito la nostra regione già a partire dalla giornata di ieri, ma le previsioni del tempo purtroppo non ci sorridono. Una perturbazione è prevista anche per la giornata di oggi. Sono almeno 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il Veneto, concentrati in particolar modo nelle province di Padova e di Verona, qualcosa anche nel Vicentino, e come sempre noi saremo in diretta con i nostri colleghi per aggiornarvi e farvi vedere soprattutto le ultimissime immagini, ma poi per darvi anche le notizie che riguardano la viabilità. Sappiamo che ad esempio nel Padovano sono già state chiuse diverse scuole. Allora proprio da Padova noi partiamo per fare il punto sul maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. C'è la nostra Chiara Gaiani, la vedo da Casale di Scodosia. Chiara, buongiorno. Allora partiamo proprio da te con il maltempo, che cosa ci racconti? Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti ci troviamo a Casale di Scodosia e ringraziamo anche il sindaco Marcello Marchioro. Vi assicuro che è una telefonata dietro l'altra. Siamo nella zona più colpita dell'intera regione. Ai noi Casale di Scodosia, urbana, montagnana, da questa mattina le scuole sono chiuse anche a Monselice, per la verità in provincia di Padova, un nubifragio che si è abbattuto violentissimo. Questa è una delle strade, ma qui ci raccontava il sindaco ieri era tutto allagato e l'intervento più importante per ora è stato quello di andare a recuperare automobilisti che erano rimasti bloccati. Allora, sindaco, ci fa il quadro della situazione? Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, ringrazio della visita per essere venuti a vedere come siamo messi in questo territorio. E il quadro della situazione è che la protezione civile sta mandando in giro solo i sacchi di sabbia per evitare l'entrata dell'acqua sulle case, insomma, sulle abitazioni. Poi avremo l'intervento delle forze, dei vigili del fuoco e anche della protezione civile per cercare di svuotare gli scantinati, ma solo quando andrà via l'acqua dalle strade, perché non è possibile fare questo intervento prima. Dunque la situazione ieri è stata molto emergenziale sotto il punto di vista di recuperare le persone che restavano in panne con le macchine. Era una cosa imprevista, non era sicuramente prevista questa cosa, e le macchine restavano sicuramente a piedi, e abbiamo recuperato persone fino a mezzanotte di ieri sera, che erano 2 o 3 ore che aspettavano in macchina. Pazzesco. Quante strade avete chiuso in questo momento e tra l'altro nonostante i divieti si continua a passare, sindaco? Purtroppo sì, magari la gente pensa che non sia così importante questa chiusura delle strade. Abbiamo 16 vie chiuse. Scusate, ma il telefono continua a suonare, però insomma adesso l'acqua sta scendendo. Il problema è che forse arriverà un'altra temporale oggi pomeriggio, speriamo che non piova così tanto come ieri. Ecco, il problema sono anche le persone più anziane. Lei sta predisponendo l'alloggio nella casa di riposo del paese per 6-7 persone che hanno i piani terra con 10-20 centimetri d'acqua in casa. Sì. La cosa più problematica sono gli impianti elettrici, naturalmente, e le persone che ne hanno bisogno, tipo anche delle strutture sanitarie. Abbiamo messo a disposizione la casa di riposo e ringrazio il direttore e anche il presidente che hanno dato disponibilità per queste 5-6 persone che molto probabilmente stasera andranno a dormire in casa di riposo. Ecco, ovviamente sta predisponendo lo stato di calamità naturale. Tra l'altro più volte ci ha detto: io non ho mai visto una cosa simile qui. Sì, è una cosa molto strana, perché appunto la stagione non è proprio quella delle alluvioni, no? Questa a maggio di solito ci sono dei temporali, delle bombe d'acqua, però un territorio così vasto, dunque 3 comuni con la stessa quantità d'acqua, 200 mm in 2 ore ieri, dalle 11 alle 14 quasi, non si era mai visto. Dunque Casale di Scodosia assorbe l'acqua dei comuni limitrofi, urbana e montagnana, e dunque noi siamo andati molto in default sotto questo punto di vista. Ecco, le scuole forse resteranno chiuse anche domani, ma ci aggiorneremo ovviamente con il sindaco nel pomeriggio. Direi che lo lasciamo andare. Ringraziamo Marcello Marchioro per essere stato con noi, per averci dato questo quadro della situazione. Vi racconteremo tutto nei TG di stasera. Ringrazio anche Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Anna, ti restituisco la linea.
Grazie Chiara Gaiani. Sono 60 gli interventi dei vigili del fuoco nel Padovano nella notte, particolarmente colpiti i comuni di Montagnana, di Casale, di Scodosia, 70 interventi su Vicenza, altri 60 nel Veronese, colpiti Soave e San Bonifacio. Ma lasciamo un attimo da parte il maltempo, perché in tribunale è in corso un'udienza importante. Per noi c'è la nostra Daniela Sizia, quindi nella Marca torniamo a parlare dell'omicidio di Varago di Maserata. Fiorindi in aula, so che Daniela sei con gli avvocati, buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, oggi nuova udienza per l'omicidio di Aymen Addabenameur. Oggi ha parlato Elia Fiorindi, che è accusato dell'omicidio del 17enne ucciso a coltellato, lo ricordiamo, l'11 maggio del 2023. Oggi ha raccontato, insomma ha detto la sua verità. Sono con l'avvocato Fabio Crea e con l'avvocato Luigi Torrisi. Intanto buongiorno avvocato. Ha ricostruito quello che è successo. Ha ricostruito e ha ribadito quello che già aveva detto nell'immediatezza del fatto delittuoso davanti ai carabinieri e al pubblico ministero, un'ora dopo che è avvenuto il fatto, e quello che aveva ripetuto 3 giorni dopo davanti al giudice che aveva applicato la misura cautelare. Oggi ha spiegato molto bene quello che era il suo stato d'animo in conseguenza dell'aggressione a mano armata che aveva effettuato quella che poi è diventata la vittima, e quindi la necessità della sua reazione in conseguenza del timore, diciamo del terrore, così ha dichiarato, di poter essere colpito in quel frangente. È stata una dichiarazione assolutamente coerente, e vorrei ricordare che sin nell'immediatezza dell'interrogatorio davanti al pubblico ministero aveva rappresentato delle circostanze in allora sconosciute, che poi sono state confermate dal ritrovamento di quel video di un'abitazione privata, che hanno descritto tutte le fasi dell'aggressione e hanno confermato quello che lui da subito ha affermato. Quindi massima credibilità da parte di Fiorindi Elia. Ecco, avvocato, ci spiega esattamente che cosa è successo, perché lui fra l'altro ha riportato oggi una frase che è una minaccia, insomma, che avrebbe ricevuto da parte poi della vittima. Ma la minaccia di essere ucciso se ne fosse stata ceduta gratuitamente, ovviamente, la sostanza stupefacente per la quale si trovava in quel luogo, ma non è una frase diciamo a sorpresa, ma è una frase che lui aveva già indicato al pubblico ministero, agli inquirenti e ai carabinieri nell'immediatezza appunto del fatto, quindi confermativo di quello che erano state le sue dichiarazioni iniziali. Avvocato Risi, la difesa diceva ci sono dei buchi e lui dice di aver colpito Aymen 2 volte, in realtà insomma l'autopsia ha dimostrato che sono 4 i colpi, 4 fendenti. Sì, anche questo dimostra l'estrema coerenza del Fiorindi, perché lui ricorda 2 coltellate effettivamente, ma guardando il video si chiarisce e insomma diventa evidente a tutti che lui le prime 2 coltellate le sfera proprio per darsi alla fuga, per scappare, e dopo, mentre si dà alla fuga, la presa della vittima era ancora salda, ben salda su di lui, e allora lì da reazione probabilmente incontrollata fiocca anche le altre 2, le ultime 2 coltellate di cui non si è mai ricordato. Lui se ne è ricordato soltanto quando ha visto il video, ma quando gli abbiamo chiesto anche la prima volta delle altre 2 coltellate, lui ha sempre detto io non ho nessun ricordo di questo, ne ho date solo 2, sono sicuro. Ecco, fra l'altro sono arrivati in 3 ragazze e 3 ragazzi, insomma tipo 2 bande, possiamo dirlo, avvocato? Non abbiamo elementi per parlare di bande, erano dei ragazzi che si trovavano in quel luogo, casualmente erano 2 persone che accompagnavano Fiorindi. Nel momento iniziale gli altri 2 ragazzi amici della vittima non erano presenti, sono giunti dopo, quindi non andrei a parlare di bande, perché il fatto è un fatto assolutamente estemporaneo e non legato, come dire, a logiche di gruppi o di altro genere. Un fatto purtroppo sfortunato che ha portato alla morte di un ragazzo. Lui ha già chiesto scusa con una lettera alla famiglia. Sì, ma ancora nel dicembre del 2023
lui ha indirizzato tramite i legali della famiglia una lettera di richiesta di perdono in cui evidenziava il fatto che non avesse voluto uccidere il figlio delle due persone che sono costituiti parte civile, ma è stato costretto da quello che sentiva un timore per la propria incolumità. Udienza che è stata rinviata, avvocato, a quando? 16 luglio per la discussione e probabilmente anche per la sentenza. Dal Tribunale è tutto. Anna, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie. Doverosa ovviamente questa parentesi all'interno del pacchetto Maltempo, perché si tratta di un'udienza importante. Finalmente Lia Fiorindi ha la possibilità di parlare, di dire la sua. Avete sentito i due avvocati della difesa. Era l'11 maggio scorso quando Aymen fu ucciso a Varago di Macerata. Dunque un'udienza molto importante. Però torniamo ad occuparci di Maltempo, ci spostiamo da Padova a Verona, ma poi nella provincia di Padova torneremo. Ricordo essere una delle province più colpite, perché siamo nel Vicentino, zona Stadio Menti, con la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella zona del Menti, precisamente in Viale Giuriolo, nel crocevia, possiamo dire, tra i due fiumi attenzionati speciali che sono da un lato il Bacchiglione e dall'altro il Retrone. Perché dico questo? Perché stanotte il Bacchiglione ha destato preoccupazione raggiungendo a Ponte degli Angeli, che è la zona di monitoraggio del Bacchiglione, la quota di 6,04 metri, che poi durante la notte mano a mano è andata calando, complice anche il fatto che siano terminate le piogge. Al momento non sta piovendo. Ovviamente un aggiornamento sul Bacchiglione ce l'avremo più tardi, perché è convocata una riunione al COC che è stato aperto a partire da ieri sera alle 22:30. Sono state installate già stanotte 3 pompe in Viale dello Stadio e anche in via Leoni. Alcune zone comunque hanno risentito anche in questa tornata di maltempo eccezionale con delle cantine allagate. Io adesso sono in compagnia con Roberto Amato, che noi avevamo anche sentito durante l'ondata di maltempo del 27 di febbraio, perché era una delle abitazioni andate sott'acqua e anche stavolta si è ritrovato stanotte, diciamo, con la cantina completamente allagata. Insomma, cosa è successo? Sì, praticamente si è ripetuta la stessa cosa come il 27 febbraio e con dei tempi estremamente rapidi, perché io ieri sera sono andato con mia moglie a sentire un concerto jazz al Teatro Comunale, siamo usciti alle 8:30, alle 11:30 siamo tornati e già il condominio era allagato, sia l'entrata sia i garage, come tanti altri condomini in Viale Trissino, che è la zona un po' più fragile. Siamo un po' sconcertati perché poi viviamo questa situazione come impotenza e frustrazione. Avevamo già parlato con l'assessore Spiller un mese fa, avevamo chiesto prima che iniziassero i lavori se c'era una garanzia che non succedesse niente in caso di... Era stato garantito che tutto sarebbe funzionato, però ci ritroviamo così, questa è la situazione, quindi un po' sconcertati, ecco. Certo, quindi continua lo sconcerto dei residenti, ovviamente delle zone che sono state più a rischio. Io ricordo che intanto stanotte, per quanto riguarda però il Bacchiglione, è stato aperto non solo il bacino di laminazione di Caldogno, ma anche il bacino di laminazione di Viale Diaz, che, se vi ricordate, avevamo anche fatto la diretta sull'inaugurazione di questo bacino proprio in centro città e che serve proprio alla città a rimanere al coperto, diciamo, relativamente alle piene e ai disagi. Io, prima di farvi sentire un'intervista che abbiamo raccolto poco fa in strada Casale, che anche quella, diciamo, è una via particolarmente attenzionata, anche con l'ondata di maltempo di settembre era andata sott'acqua e anche adesso si è ripetuta la medesima cosa, vi do un attimo il quadro della situazione anche di quello che è la provincia vicentina, dove si sono registrate delle frane a Recoaro, in contrada Andini di Sotto, dove 2 famiglie sono state evacuate in via precauzionale, così come a Cornedo, dove è esondata la Roggia dei Molini, e disagi in modo particolare nella zona di Chiampo, lungo la strada provinciale allagata in più punti, e dove a preoccupare in realtà sono le rogge. Adesso vi lascio guardare
ascoltare l'intervista che abbiamo raccolto poco fa e poi la linea può tornare allo studio. Signora Roberta Quagliato, qui siamo in strada Casale, alle sue spalle il suo appartamento non è la prima volta che va sott'acqua perché è una situazione che si ripete anche il 27 di febbraio, voi eravate in queste condizioni, stanotte, notte di paura, cosa è successo? Sì, questa notte noi siamo stati svegli fino alla mezzanotte perché il bacchiglione aveva cominciato a crescere oltre i 5 metri. Non ci aspettavamo un discorso del genere perché alle 3 era tutto abbastanza tranquillo, dalle 3:30 in poi c'è stato l'epilogo che potete vedere. Ecco, è andata sott'acqua, oltre i garage, anche il primo piano, cosa siete riusciti a salvare? Sì, allora abbiamo salvato gran poco perché l'altra volta con i sacchi siamo riusciti a contenere l'acqua abbastanza, abbiamo avuto solo 10 centimetri. Questa volta purtroppo i sacchi non sono serviti perché l'acqua era tanto alta, ne abbiamo sui 40-50 centimetri all'interno dell'appartamento. Ecco, sì che garage, taverna, scantinati, cantina e tutto quanto, tutto allagato questa volta. Poi, come anche l'altra volta, si tratta di spese in più che ogni volta dovete affrontare oltre la paura? Certo, le spese sicuramente, gli indumenti, le cose, le lavatrici, i freezer che abbiamo, lì dobbiamo cercare di alzare il più possibile, ma questa volta non ce l'abbiamo fatta, questa volta è andato tutto sott'acqua. Ecco, voi lanciate anche un SOS affinché i fiumi vengano puliti più spesso? Allora, abbiamo fatto questi bacini, hanno fatto questi bacini che dovevano risolvere, tra parentesi, il problema, però vediamo che non hanno risolto niente, almeno qui da noi. Il centro si è salvato, però la periferia è ridotta così. Sì che c'è qualcosa che non va. Allora, i fiumi sicuramente perché abbiamo il Bacchiglione che è veramente in condizioni pietose, ci sono rami dappertutto, le piante vengono tagliate e vengono lasciate defluire nel corso d'acqua, non si può. Una volta 50 anni fa pulivano con le draghe il fiume, adesso che abbiamo i mezzi, abbiamo le ruspe, abbiamo tutto quello che si può avere per pulire, non viene pulito, lì c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Allora, il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con personale trattenuto in turno, fanno sapere dal comando, per poter far fronte a questa situazione. Solo nella notte 60 interventi su Padova, altri 60 nel veronese San Bonifacio e Soave, dove sono intervenuti anche i sommozzatori di Vicenza per degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso. E poi a Rovigo 26 interventi, 15 a Treviso, a Venezia gli interventi effettuati sono stati 52, 12 in coda. Attenzione, circolazione ferroviaria interrotta tra Padova, Grisignano e Vicenza e tra Treviso, Castelfranco e Cittadella per la piena del Bacchiglione e degli altri fiumi del territorio tra Padova e Vicenza. Ritardi fino ai 120 minuti in stazione a Padova, con difficoltà soprattutto per i treni ad alta velocità, evidentemente come le Frecce e Italo. Dunque attenzione, circolazione ferroviaria interrotta tra Padova, Grisignano, Vicenza e tra Treviso, Castelfranco e Cittadella. Ora subito a Montagnana, città murata, con il contributo raccolto dalla nostra Chiara Gaiani che ha intervistato il sindaco. Giampaolo Lovato, sindaco di Montagnana, siamo proprio in questo luogo che è un simbolo, il Vallo, così lei non l'aveva mai visto? No, il Vallo così non l'avevo mai visto, l'avevo visto quando ero giovanile, ma ancora ragazzetto, che hanno fatto i giochi per Campanile Sera, che avevano allagato un po' il Vallo, ma l'avevano allagato di volontà e l'avevano allagato parzialmente. Questa nubifragio, questa bomba d'acqua che si è ripetuta anche ieri sera, il Vallo era strapieno, il Vallo quasi raggiungeva ormai il ciglio della strada, anzi ieri sera a mezzanotte l'acqua debordava proprio, quindi potete immaginarvi minimo c'erano 2 metri di acqua. Ascolti, addirittura c'è un pezzo di strada di quella della circonvallazione che è ceduto. Sì, un pezzo di strada della circonvallazione che è una strada regionale, proprio anche dovuta anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, ha fatto sì che ha ceduto circa un 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circonvallazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune. Ci fa un po' il quadro della situazione? La
situazione per quanto riguarda, ecco, questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchini, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi dove che abito io, anche c'è mia madre di 95 anni che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua. Il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere e quindi questo dà, specialmente nei cantinati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere è veramente pericoloso. Dopo abbiamo situazioni critiche nelle frazioni, abbiamo la frazione di Borgo San Marco, soprattutto nelle via Rosa e via Pallonga, che sono completamente chiuse per la presenza di minimo mezzo metro d'acqua. Scuole chiuse oggi, cosa succederà nelle prossime ore? Allora, le scuole chiuse, ho fatto un'ordinanza di chiudere tutte le scuole partendo dall'asilo nido andando alle superiori. Questo non tanto per la criticità delle scuole, ma per la criticità della viabilità, in quanto anche gli scuolabus non se la sentono di portare i bambini a scuola tenendo conto che proprio lunghe strade sono ancora proprio piene d'acqua. Ecco. Il problema è oggi pomeriggio. Speriamo, perché ci danno ancora qualche possibilità di perturbazione nel pomeriggio. Sarebbe veramente peccato, perché dato il grosso lavoro che stanno facendo le protezioni civili, i vigili del fuoco e anche e soprattutto i tanti volontari e tanta gente che si sta cercando di pompare fuori l'acqua dalle loro abitazioni, perché non parliamo solo di scantinate, abbiamo abitazioni. Questa notte sono stato chiamato, anzi l'ho fatto quasi tutti in piedi, dai carabinieri, dai vigili del fuoco per segnalarci abitazioni, specialmente con anziani con 20-30 centimetri in casa, e quindi vuol dire tutti i danni inerenti ai mobili e alla mobilia. Ultima cosa, ha chiesto già lo stato di calamità naturale? Stiamo già attraverso il segretario generale, stiamo predisponendo tutta dal punto di vista di carte, in modo da avere proprio la calamità naturale. Allora, attenzione, ultima ora, durante i numerosi interventi compiuti a Verona, quindi siamo a Verona, a partire dalla tarda serata di ieri per l'allerta meteo, i vigili del fuoco hanno recuperato nella zona del Boschetto il corpo di un uomo. Sono in corso accertamenti sull'identità per verificare se si tratti della persona che la scorsa settimana si era gettata nell'Adige per fuggire dalla polizia, ricorderete, dopo un tentato furto al bar nei giardini dell'ex Arsenale. Dunque nella zona del Boschetto, Verona, è stato trovato dai vigili del fuoco che stanno operando da ieri per l'emergenza maltempo il corpo di un uomo. Il passaggio ora per capire che cosa è successo e che cosa succederà lo facciamo con un esperto di meteo della zona di Borgo Veneto. Sentite. I colleghi, diciamo esperti, più da qualche giorno dicevano che c'erano queste possibilità di fenomeni intensi in varie zone, non ovviamente nella zona dove stiamo vedendo qui a Megliadino San Vitale e tra il comune di Borgo Veneto, però insomma era ampiamente previsto, insomma, ecco, precipitazioni di forte intensità in tutta l'area del Veneto, insomma, ecco. Ecco, i primi dati parlano di quanti millimetri di pioggia caduti in poche ore. Questa zona della Bassa Padovana è una delle più colpite. Allora, solo ieri pomeriggio sono caduti in poche ore, massimo 2 orette, circa 100-130 mm di pioggia in pochissimo tempo. Dunque la quantità è una quantità talmente elevata che anche i tombini non avevano la possibilità di scaricare, per cui questi sono gli effetti, insomma, case allagate, scantinati, famiglie ovviamente, qualche famiglia ha anche dormito fuori, per cui insomma, ecco, la situazione è stata una cosa veramente eccezionale, diciamo, ecco. È stata dovuta ovviamente a una serie di temporali autorigeneranti, perché c'era la convergenza di correnti di Scirocco con la corrente di Bora, che ha continuato a sviluppare questo temporale sempre nella stessa zona, scaricando quantitativi veramente importanti come abbiamo visto, insomma. Ecco. Il fenomeno invece che ha colpito tutta la provincia nella serata di ieri era diverso, oppure stiamo parlando dello stesso fenomeno? Allora, quello di ieri era un simile autorigenerante, però era una linea temporalesca, un fronte che era di passaggio, per cui era un po' diverso. Nella notte hanno continuato fenomeni autorigeneranti più ad est, nella zona di Venezia, di là, però ecco, quello di ieri sera era un fenomeno, diciamo, di una linea temporalesca di passaggio intensa, principalmente era anche una supercella che poi si è trasformata in una semplice linea temporalesca, che ha portato anche qualche chicco di grandine nel comune di Borgo Veneto, con precipitazioni di nuovo intense
i terreni erano già zuppi, per cui hanno aggravato la situazione che già del pomeriggio, insomma. C'è preoccupazione per il pomeriggio? Sì, anche oggi si presenterà molto probabilmente un'altra situazione simile a ieri, non è detto nella stessa zona, comunque nell'area del nord-est altri fenomeni autorigeneranti importanti con possibili nuovi nubifragi. Ricordiamo, si dice nubifragio, non bomba d'acqua, e comunque altri ovviamente possibili anche grandinate. Certo che quest'anno ha iniziato davvero presto ad avere problemi. Che estate ci aspetta? Allora, è difficile dire che estate ci aspetta in questo momento, diremo una bugia, insomma, ecco. Sicuramente l'estate, la primavera si sta protraendo a lungo, con questi fenomeni ovviamente intensi, anche perché l'inverno è stato caldo, per cui l'energia accumulata durante l'inverno è enorme e poi scatenano questi cambiamenti climatici, fenomeni sempre più estremi come stiamo vedendo. Sicuramente sarà un'estate movimentata con altri fenomeni intensi, con possibili grandinate, anche tornado come abbiamo visto anche qui a Montagnana qualche settimana fa, alternata magari a lunghi periodi di siccità, caldo, torrido con la subtropicale africana, a momenti di infiltrazione d'aria fredda e instabilità con temporali anche forti e possibili nuovi nubifragi. Questo dobbiamo aspettarcelo, sarà più o meno il futuro, insomma. Allora, un viaggio ora nelle varie zone del Veneto per monitorare un po' la situazione. Siamo nei Colli Euganei, quindi la zona del Padovano, maltempo che dunque ha interessato i Colli Euganei. Le immagini che vedete si riferiscono ad uno smottamento avvenuto nella notte ad Arquà Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura per frane di via Monte Piccolo, via Monte Ricco, via Palazzina, via Monte Bignago e frane in via Costa. A Monselice invece una frana ha invaso la strada dietro la Rocca, segnalate numerose strade allagate a Vo, dove gli spostamenti in auto sono molto difficili. Eccola qua, vedete le immagini, arrivano dai vigili del fuoco, la frana che ha interessato la zona di Arquà Petrarca, con la disposizione delle chiusure di via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Monte Bignago e via Costa. Poi ci spostiamo ad est. Ieri sera durante il violento nubifragio Piazza Maggiore si è trasformato in un lago, tanto che un residente è uscito utilizzando una canoa, come mostra questo video che sta facendo il giro del web. In mattinata la situazione del centro storico Estense è tornata alla normalità, ma evidentemente questo video ha reso chiaramente la situazione in cui si è ritrovato il comune di Este nella serata di ieri, ed è chiaro che fanno paura anche le piogge che purtroppo sono previste per questo pomeriggio. Non a caso alle 10:45 nella sede della Protezione Civile del Veneto, e siamo a Marghera, è stata convocata una conferenza stampa. Per noi c'era la nostra Ilaria Marchiori, che ha intervistato il presidente del Veneto Luca Zaia e l'assessore alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, che hanno fatto il punto sulla situazione in Veneto, e tra poco ascolteremo anche la nostra Ilaria. Ma intanto andiamo nella zona del Veneto orientale per farvi vedere le immagini della Brussa. Nel corso della notte la preannunciata perturbazione ha iniziato ad interessare in modo consistente anche tutta la zona costiera tra Jesolo, Caorle e l'area di San Michele al Tagliamento, dove si sono registrati quantitativi di pioggia di oltre 80 mm, con punte che hanno superato i 30 mm in un'ora. Questa è la spiaggia della Brussa, le immagini che potete vedere. Attualmente si segnalano diffusi allagamenti di aree agricole attorno a Cesarolo e Marinella, così come nell'area di Cortellazzo, Cavallino e della Brussa, che appunto state vedendo. A causa delle intense piogge cadute sui terreni che erano già saturi, gli 80 impianti idrovoli sparsi sul territorio sono attivi, in quanto le quote idrometriche della rete di bonifica sono sostenute, anche se per ora non si segnalano esondazioni. Guardate le immagini, siamo nella zona tra Caorle, Jesolo e San Michele al Tagliamento. Le squadre stanno monitorando la situazione, il terreno già zuppo comunque a causa delle precipitazioni degli scorsi giorni. Questo è stata una primavera molto piovosa, come ci hanno raccontato dal centro ARPAV di Teolo, e purtroppo ovviamente terreno già saturo, già inzuppato di acqua, con la perturbazione che ha interessato il territorio
territorio nelle ultime 24 ore l'acqua è risalita, provocando gli allagamenti che state vedendo. Noi ora andiamo però a Monfumo per farvi vedere un servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso, una decina di famiglie che rischia di rimanere isolata da una frana. Il cedimento risale a novembre, da allora la situazione è peggiorata, quindi mentre vi raccontiamo della situazione del maltempo che sta interessando la nostra regione in questo momento, nelle ultime 24 ore, e poi è prevista una perturbazione anche nel pomeriggio, guardate chi ha subito una frana ancora lo scorso novembre, in che situazione si trova. I primi giorni di novembre è partita una piccola frana che è diventata un grande problema. Sono trascorsi 6 mesi, la situazione non solo non è migliorata, ma è semmai peggiorata. La frana che verso la fine di via Col degli Ulivi, sulle colline di Monfumo, si è verificata durante l'ondata di maltempo di inizio novembre, da un fronte di un paio di metri è più che raddoppiata. La primavera piovosa ha aggravato lo scenario. Fortunatamente non vivo qui, ma l'attività e le mie vigne sono qui a Monfumo. E questo sta diventando un problema, perché non riuscirà, se le cose proseguiranno così con tutte queste piogge di quest'anno, per me vorrà dire non riuscire più a entrare nella vigna, e è un problema minore rispetto alle 8 famiglie che vivono qui poco più avanti. Non c'è altra entrata per quelle case lì, è l'unica strada che loro possono percorrere per andare a casa a dormire post lavoro. Inevitabile per una decina di famiglie residenti transitare lungo questa strada, con il risultato che lo stesso passaggio delle auto contribuisce per forza di cose a far franare la ghiaia sotto il manto di bitume. Lo conferma anche questo residente: finché la stretta carreggiata era sterrata non c'erano cedimenti. Capitata dopo che hanno messo asfalto con i tubi di scarica dell'acqua, insomma. Nati si ha provato anche a mettere delle lamiere con l'acqua in fondo, ma non c'è stato niente da fare, perché i tubi hanno cominciato a staccarsi da uno all'altro. E ha provato anche a metterli a posto, ma non è servito a niente. Non è di qua avere una fila di piante da frutto, è nata tutto in fondo intanto. La situazione sta diventando oltremodo grave, dicono gli abitanti della zona, che si appellano alle autorità. E stiamo attendendo che ci diano delle risposte, qualcosa dovremmo fare o dovranno fare. Se questo problema fosse stato preso all'inizio avremmo speso tutti meno soldi e avremmo messo a posto in poco tempo il problema. Aspettando, purtroppo le spese sicuramente saranno più alte per tutta la comunità e i problemi più grandi da gestire. A Malo, provincia di Vicenza, un ponte è stato spazzato via nella notte da un torrente in piena. A farlo crollare la forza del corrente del torrente Livergon, ingrossato dalle piogge. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Allora io saluto e ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico, l'onorevole Andrea Martella, che è in collegamento da Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Allora, onorevole, le chiedo di attenderci davvero pochissimi minuti. Dobbiamo andare in pubblicità e poi, se è d'accordo, partirei proprio con una battuta su questo nostro Veneto ferito ancora una volta dal maltempo e da questo clima, insomma, che non dà scampo ai territori della pianura padana. Quindi tra pochissimo. Grazie. Eccoci allora, ben ritrovati. 16 maggio, una nuova perturbazione si è abbattuta sul nostro territorio, è una primavera particolarmente piovosa, i terreni sono saturi di acqua e così diverse cantine, scantinati sono stati allagati, diversi sottopassi chiusi in tutto il Veneto, zona monitorata, ha dichiarato lo stato di emergenza. Torno a salutare l'onorevole Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, che tra l'altro si trova a Roma. Buongiorno. Buongiorno, sì, oggi rientrerò in Veneto e so che la situazione è complicata, è molto diversa da come lo era qualche giorno fa quando sono partito. È la dimostrazione che ormai i cambiamenti del clima sono entrati nella nostra vita e dobbiamo affrontarli, e non è possibile che vengano negati, non è neanche possibile dire che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Sì, ci sono stati, il problema è i tempi veloci con i quali si realizzano e che determinano situazioni atmosferiche, meteorologiche, spesso anche pericolose come quelle che abbiamo visto nel corso di questi giorni.
Dobbiamo rispondere affrontando seriamente questa sfida e poi dobbiamo curare sempre meglio il nostro territorio. Ci vuole prevenzione, bisogna mettere in sicurezza tante parti del nostro ambiente, bisogna evitare dissesti, bisogna consumare meno il suolo. Ecco, una serie di politiche che sono necessarie per affrontare situazioni come quelle che stiamo vedendo anche in questi giorni. Senta, e tra l'altro in tema di ambiente e territorio è in corso in Senato una votazione importante, no? Quella che di fatto va a decidere sul futuro del superbonus che era nato proprio con la ratio di cambiamenti climatici e di efficientamento energetico, una ratio che ha lasciato il nostro paese con un buco di miliardi. Questa è un po' la conta che è stata fatta. E allora che cosa sta succedendo in Senato? La posizione vostra del Partito Democratico? Ma in Senato sta succedendo un pasticcio, in realtà è stata già votata la fiducia poco fa con un contrasto molto evidente all'interno delle forze della maggioranza. Per quanto ci riguarda abbiamo votato contro questo decreto, noi avevamo detto fin dall'inizio che tutto ciò che era legato al superbonus andava cambiato, era una misura che era stata pensata in piena pandemia, come lei ha ricordato, che doveva durare un anno, poi prorogata dal governo Draghi e prorogata per 19 mesi anche dal governo Meloni. Oggi si è introdotto un punto che è assolutamente negativo, quello della retroattività, cioè che i crediti anche in corso non possono più essere spalmati per 4 anni ma per 10 anni. Questo è evidente che penalizza le famiglie e che determina una serie di rischi per la nostra economia. Del resto, se guardiamo la crescita del nostro paese, le stime che ci sono state a livello europeo proprio in questi giorni, si emerge che l'Italia cresce di più degli altri paesi per gli effetti degli interventi sul PNRR e per gli effetti del bonus. Sono due cose che c'erano già prima, di fronte ad una politica economica del tutto assente di questo governo. Detto questo, era una misura che andava ripensata, ma come l'ha fatto il governo, l'ha fatto in maniera senza un exit strategy e quindi determinando un effetto molto negativo per i cittadini e le famiglie. Poi voglio ricordare, per esempio, che non vengono consentiti quegli interventi a favore delle associazioni no profit, delle ONLUS, di chi si occupa di disabili, e non si capisce perché il governo ce la debba avere con le associazioni no profit e con tutti coloro che si occupano di disabili. Sì, associazioni no profit a cui vengono un po' messi i bastoni tra le ruote, no? Vediamo anche con tutta la burocrazia che oggi c'è e soprattutto anche per tutto il tema del terzo settore. Ma per quanto riguarda le politiche economiche vorrei fare un passaggio con lei sulla zona logistica semplificata. Alcuni giorni fa nella sala polivalente di Palazzo Grandi Stazioni c'è stato un incontro per capire, mancano i decreti per quanto i decreti attuativi sul credito d'imposta, insomma come si fa a fare una zona logistica semplificata con le opportunità che questa dovrebbe avere se non ci sono i finanziamenti. Sì, esattamente questo che ho posto in evidenza anche nei giorni scorsi, per la verità in tutti questi mesi. La zona logistica semplificata fu introdotta da sottoscritto e dal governo di cui facevo parte nel 2020 per consentire anche al Veneto di avere una possibilità di attrarre imprese, di facilitare l'insediamento di queste imprese con un credito d'imposta e altri incentivi di carattere fiscale e contributivo. Una questione importante per fare in modo che nella zona di Venezia, perché c'è il porto, nel quello del Polesine, si potessero insediare nuove imprese. Si è perso del tempo, finalmente il governo ha previsto per il 2024 80 milioni, e in un decreto che arriverà al Senato nei prossimi giorni ho annunciato che presenterò degli emendamenti per fare in modo che queste risorse siano previste anche nel 2025-2026, come ha chiesto anche la Regione Veneto, giustamente, alla conferenza Stato-Regioni, e mi auguro quindi che le forze del centrodestra che fanno parte della stessa maggioranza di quella della Regione Veneto votino questo emendamento e facciano in modo che ci siano le risorse anche per il futuro. Ma perché è un tema così importante, segretario? Perché? Perché uno dei problemi del Veneto è quello di attrarre nuovo lavoro, nuove imprese
e di poter quindi determinare nuovi occupati. È stato pensato per delle zone come quelle del Polesine, riguarda 16 comuni del Ticino, e per Venezia, dove esiste il porto. Se il Veneto e il proprio tessuto di imprese, che sicuramente ha passato anche le crisi di questi anni e che continuano ad avere un export molto forte, il nostro tessuto può rafforzarsi della possibilità di avere nuove imprese che investano nel nostro territorio e non perdere delle occasioni, come è stato nonostante gli annunci di Zaia, per esempio a proposito dei microchip e del famoso insediamento di Intel, che poi non si è fatto. A proposito di imprese, ieri gli industriali del Veneto si sono un po' arrabbiati, no? Contro la politica in generale, contro, così li hanno definiti, i giochi di partito. Nello specifico c'è un po' questa tendenza, nemmeno così nuova, di creare, formulare delle liste per le europee con dei nomi di richiamo in testa, salvo poi sapere che questi nomi di fatto poi in Europa non ci andranno. Ecco, gli industriali si sono un po' arrabbiati contro questo meccanismo. Che cosa possiamo rispondere al mondo e al tessuto imprenditoriale del Veneto? Che capolista della lista del Partito Democratico è Stefano Bonaccini, che conosce bene come sia ministro in un'importante regione come l'Emilia, che quindi porterà anche le istanze del Veneto, e il suo impegno è quello di rimanere al Parlamento europeo, e l'impegno anche degli altri candidati del Veneto, come Alessandra Moretti, che l'ha già fatto e che continuerà a farlo se eletta, così come degli altri. Io penso che in Veneto bisognerebbe fare squadra tra la politica e l'economia, per fare sempre più in modo che ci possano essere delle politiche europee che possono portare nella nostra regione, come ho detto prima, investimenti, imprese, turisti, e che possano fare in modo che la nostra regione continui ad essere forte nei mercati internazionali. Questo può avvenire tramite un'alleanza tra le istanze politiche e quelle delle imprese. Sarei terrorizzato dal fatto che l'Europa potesse ripiegarsi in se stessa, e basterebbe ricordare che c'era qualcuno che tra le forze politiche del centrodestra che diceva di no all'Europa e di no all'euro. Non so cosa sarebbe successo se questo fosse avvenuto, del resto anche gli imprenditori l'hanno sempre detto. Credo che dovremmo impegnarci tutti per fare in modo che l'Europa abbia sempre più una politica di investimenti comuni, delle scelte di politica industriale comune, una armonizzazione dal punto di vista del fisco, e noi come Veneto abbiamo tutto il vantaggio di essere forti in Europa e di portare le istanze, a cominciare da quelle dell'impresa e naturalmente del lavoro, in una fase come questa di grande trasformazione della nostra economia, sia dal punto di vista digitale che dal punto di vista appunto della sostenibilità ambientale. Lo stiamo proprio vedendo. Grazie segretario per essere stato con noi, Andrea Martella, grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Arrivederci, buon lavoro a lei. La lasciamo ai lavori in Senato a Roma, perché dobbiamo tornare ad occuparci di maltempo. Oggi, come già anticipato, conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera. Per noi lì c'era Ilaria Marchiori che farà il punto. Eccoti Ilaria, buongiorno, ti vediamo. Com'è andata? Buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo ancora qui nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove si è conclusa da poco la conferenza stampa proprio per fare il punto sulla situazione del maltempo nella nostra regione. La Presidente Zaia ha esordito dicendo che un'alluvione di questa entità a metà maggio non si era mai vista, e che quindi è un fenomeno inusuale che nemmeno anche le migliori previsioni potevano appunto prevedere. Proprio per questo è stata aperta l'unità di crisi che tiene sotto controllo costante la situazione, ma soprattutto è stato dichiarato lo stato d'emergenza.
importante su cui hanno voluto porre l'attenzione, che per la prima volta sono stati aperti tutti i bacini di laminazione, sono 6 nel nostro territorio, la maggior parte dei quali nella zona del Vicentino, e che proprio per questo motivo è la dimostrazione ulteriore, come è stato detto anche nell'ultimo fenomeno meteorologico che ha colpito la nostra regione. Le opere idrauliche che sono state realizzate in Veneto hanno evitato, ha detto proprio il governatore, un vero e proprio disastro nel nostro territorio. Ma sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a margine della conferenza stampa con il presidente della regione Luca Zaia. Ma è un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione, 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona, che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I sindaci però sono preoccupati, anche la comunicazione dell'allerta da gialla a arancione, che cosa significa e che cosa devono fare in quel caso lì, come risponde alle possibili polemiche? Ma guardi, no, direi proprio che non ci debbano essere polemiche, i modelli matematici sono applicati, sono gestiti dai tecnici che sono i più preparati sulla piazza, dopodiché stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro. Prova ne sia che abbiamo avuto 229 mm d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità importante le si hanno in 24 ore. Ma scusate. Ai cittadini cosa c'è da dire? Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto il Veneto orientale. È un fenomeno eccezionale a maggio. Un fenomeno eccezionale per la stagionalità, ma può capitare, e dall'altro per le sue caratteristiche, cioè acquazzoni intensi in pochissimo tempo che comunque non permettono neanche la rete di sgrondo dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. L'anno scorso a maggio è andato sotto l'Emilia Romagna, quest'anno il Veneto, che però in parte si salva, ma c'è ancora molto da fare sulla sicurezza idraulica e la messa in sicurezza del territorio. Sì, direi anche sui cambiamenti climatici, perché noi stiamo rincorrendo un cambiamento climatico che diventa sempre più aggressivo. Il tema delle bombe d'acqua è una grande concentrazione. Se sul lavandino di casa si rovesciasse un secchio d'acqua tracimerebbe, se invece apre il rubinetto con costanza riesce a scaricare l'acqua. Questo è quello che sta accadendo. Noi abbiamo secchiate d'acqua su dei territori che riescono a sgrondare magari la portata del lavabo e non di una secchiata d'acqua. Ecco, c'è un dato importante, 229 mm in sequenze temporali ridotte, questo un numero importante che ci hanno voluto dare nel corso della conferenza. Pensate, 70 millimetri che sono scesi in appena mezz'ora, sono davvero tanti. Avete sentito come nelle prossime ore il fenomeno meteorologico si sposterà più nella zona est, per cui la Regione Veneto si sta mantenendo in costante contatto con le altre regioni attigue, ovvero il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il fiume Tagliamento e il Trentino Alto Adige per quanto riguarda appunto il fiume Adige. Ma sentiamo proprio le parole dell'assessore regionale a protezione civile Giampaolo Bottacin. Io qui da Marghera per ora restituisco la linea allo studio. È ancora assolutamente prematuro per avere il quadro dei danni, perché abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata ieri, quindi ovviamente è ancora assolutamente prematuro sapere e definire una stima dei danni. Quelle sono le zone appunto più colpite? Beh, allo stato attuale abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà in base alle precipitazioni che ci saranno. Cosa ci si aspetta? Ma ci si aspettano ancora precipitazioni importanti,
e è previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri, ovviamente l'attenzione deve essere massima. Assessore, torniamo sui lavori, i ponti che saltano, gli argini che crollano, e però c'è anche un piano di messa in sicurezza del territorio che non va di pari passo con i cambiamenti climatici. È una corsa contro il tempo. Il Veneto è partito con forte anticipo rispetto a chi si è accorto recentemente dei cambiamenti climatici, perché il nostro piano nasce nel 2011. Quindi nasce parecchi anni fa, abbiamo attivato un piano che è stato definito con criteri scientifici appoggiandoci all'Università di Padova, allo staff del professor Luigi Del Paos, e da lì siamo partiti. Era un piano che valeva 3 miliardi e mezzo di euro. Abbiamo realizzato più di metà di queste opere. Negli ultimi 4 anni sono stati attivati 2.527 cantieri. È chiaro che è una corsa contro il tempo, perché stiamo recuperando decenni di cantieri che non sono stati realizzati. Ovviamente noi continuiamo nella nostra corsa contro il tempo, continuando ad aprire cantieri, continuando a finanziare opere di difesa del suolo, con non poche difficoltà, a volte dettate anche dalla burocrazia. Allora, COC aperto a Vicenza, poi ascolteremo la conferenza stampa dove è presente la nostra Luisa Bertini, ma intanto ci spostiamo di nuovo nel Padovano. Vi abbiamo raccontato della situazione dei Colli Euganei con la frana ad Arqua Petrarca. Adesso ci spostiamo un po' verso i comuni termali, Abano, Montegrotto. Le dichiarazioni video vi facciamo ascoltare di Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Ve lo facciamo ascoltare, questo è un video che lo stesso sindaco ha mandato ai suoi cittadini. Dalla mezzanotte di oggi siamo impegnati con decine di volontari, Polizia Municipale, Protezione Civile e Ufficio Tecnico a gestire le oltre 120 chiamate che abbiamo avuto al nostro numero di reperibilità e che arrivavano anche da fuori comune. Alle 16:30 di oggi prevediamo un'altra criticità e quindi consigliamo tutte le persone che hanno seminterrati, garage, a evitare di posizionare auto, oggetti di valore all'interno dei seminterrati o dei sotterranei, proprio perché anche oggi sono previste 2 ore di pioggia molto intensa. Noi siamo anche in contatto col Consorzio di Bonifica Bacchiglione, in quanto la intensità di pioggia che si è registrata in 3 ore è senza precedenti e quindi richiede uno sforzo straordinario da parte di tutti. Eccolo qui Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, conferenza stampa convocata anche in corso Australia a Padova dal vice sindaco Andrea Michalizzi, quindi COC aperto anche a Padova, COC aperto a Vicenza. Vi facciamo sentire con il contributo della nostra Valentina Visentin la situazione a Padova Centro, con gli allagamenti nella zona della Guizza, la corrente che è saltata nel quartiere di Volta Barozzo e l'acqua che è entrata anche nella scuola a Porti di Volta Barozzo. Vedo delle immagini dove c'è invece il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, forse possiamo ascoltarlo. Sapete che i bollettini erano tutti gialli, cioè sapete bene che in giallo si va molto di frequente, e soltanto nella serata di ieri ci è arrivato un bollettino arancione. Anche per le esperienze pregresse, cioè avendo Vicenza. Evidentemente ci sono dei problemi di ricezione dello zaino, è chiaro che con situazioni come queste di maltempo anche le nostre attrezzature stanno lottando per potervi mandare le immagini con la qualità migliore possibile. Proviamo a vedere se riusciamo a collegarci. Quello che avete visto è la conferenza stampa convocata d'urgenza a Vicenza dal sindaco Giacomo Possamai per diramare l'apertura del COC. Vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento. Diciamo quello che c'è. Sì, caso mi dico velocemente, poi casomai l'assessore Tosetto integra.
I sacchi sono stati posizionati già nei posti classici, cioè conosciuti e che sono da piano, quindi Santi Apostoli, Viale Fusinato, nella zona di Ponte degli Angeli, davanti all'Ostello, e ne abbiamo aggiunto uno in piazza 20 settembre, questo perché chiaramente se il ponte dovesse diventare difficilmente transitabile, l'obiettivo è avere sacchi sia da una parte che dall'altra. Mettiamo anche a Santa fatto dopo il sottopasso dell'autostrada all'altezza dell'abbazia, è l'angolo con via Valdorsa, mi pare si chiami, giusto? Ok. Via Fusinato ve l'ho già detto, allo stadio, nel punto in cui via Natale del Grande sbocca nel piazzale dello stadio, e adesso andiamo a posizionarne anche nelle prossime. Allora, qualche problema di collegamento? Ecco, non abbiamo ripreso. Mettere fuori in modo tale che siano accessibili alla popolazione. Le idrovore sono attive in zona stadio da ieri pomeriggio, ne sono attivate ancora prima, diciamo così, che il fenomeno diventasse come avete visto. Ce ne sono 3 credo in funzione, giusto? E c'è poi quella ovviamente in via Leoni, quindi sulla zona stadio anche per oggi pomeriggio c'è un'attenzione particolare, perché il tipo di fenomeno, magari Marco di 2 cose su questo, che ci aspettiamo è una precipitazione molto intensa e molto forte. Non ritorno sulle cose che ha detto Zaia, perché Zaia, che tra l'altro tra poco sentiremo, vediamo se riusciamo a ripristinare molto diversamente. Loro stessi dicono evidentemente che si trattava di previsioni di modelli e quindi che la situazione è andata diversamente da quello che pensavano. Il punto cruciale è stata l'intensità in un tempo brevissimo, i famosi metri d'acqua solo sulla città di Vicenza ieri in poche ore, che è una cosa che succede ogni 10 anni, in questo caso è successo 2 volte in 3 mesi, febbraio e oggi. Segno di come davvero siamo in una specie di rincorsa contro il tempo rispetto al tempo che cambia, e quindi dobbiamo sempre di più, evidentemente neanche i bacini bastano. Ecco. Marco. Sì, la fase meteorologica attesa nel pomeriggio di oggi avrà la sua massima intensità tra le ore 16 indicativamente e le ore 21, insomma tra il tardo pomeriggio e la prima parte della serata. Si tratterà ancora una volta di rovesci e temporali a carattere autorizzante, tendenza a muoversi lentamente sul territorio, a rimanere semistazionari, ed è proprio questa caratteristica di scarsa motilità a consentire l'accumulo di precipitazioni particolarmente consistenti in aree ridotte e anche in tempi ridotti, e questo su un territorio già piuttosto provato come quello che abbiamo visto sollecitato molto nella giornata di ieri. Possono causare delle criticità nell'arco di pochi minuti. L'abbiamo osservato per esempio ieri sera su alcune parti del Vicentino occidentale. Tra le 22:30 e le 23 sono caduti circa 70 mm sulla stazione ARPAV del Monte Summano, un quantitativo che ha mandato in crisi tutta l'area che va da Schio attraverso Malo, Isola Vicentina, Costa Bissara, e poi di riflesso anche sul Bacchiglione, perché andavano a gravare su tutta l'asta dell'Orolo che poi conferisce sul fiume che attraversa la città, quindi il Bacchiglione che è cresciuto fino a 6,04 m a Vicenza. L'attesa di questo tipo di precipitazioni ci fa concentrare molto sul deflusso delle acque meteoriche, che con un fiume piuttosto alto a Vicenza è resa ancora più difficoltosa. Quindi l'attenzione andrà soprattutto all'intensità puntuale e non alla durata complessiva dell'evento, che nella giornata di oggi sarà molto più breve rispetto a quello che invece abbiamo osservato ieri, che è stato dilatato nel tempo, pur con degli eventi importanti all'interno di questo spazio temporale più lungo. Integro, chiaramente siccome dalle 16 alle 21 sono previste queste precipitazioni, l'appello e la richiesta è in queste ore a fare tutte le attività di messa in sicurezza di beni, di auto, eccetera. Dalle 16 alle 21 più si sta a casa e più si sta al sicuro e meglio è.
quindi evitare spostamenti, evitare assolutamente gli scantinati è molto molto importante. Sono attive in questo momento per lo svuotamento di cantine e di qualche piano terra 7 squadre di protezione civile tra Comune di Vicenza e attivate dalla provincia. Ce ne sono, anzi se mi dite di dove, che è giusto citarle, di che comuni sono? Maggiore. Montecchio Maggiore, Altavilla, Ana Vicenza, e c'è stata Altavilla fino a poco fa, giusto? Esatto, okay. E sta arrivando l'Onigo. E sta arrivando l'Onigo, quindi ringraziamo molto chi è arrivato anche dai comuni della provincia, e devo dire, perché in questo caso Vicenza non è certo da sola, esprimiamo anche solidarietà perché abbiamo visto situazioni molto gravi in alcuni comuni della provincia, ci sono video che fanno veramente impressione. Per quanto riguarda Vicenza, al momento scantinati, qualche piano terra. Le situazioni più critiche sono il crollo del muro delle dame inglesi della scuola, perché tra l'altro apre una breccia evidentemente rispetto alla difesa idraulica della città, scuola materna Malfermoni che è lì a fianco, quindi l'allagamento dell'area esterna, e poi c'è una crepa che al momento non è particolarmente impressionante, però che va monitorata, che abbiamo già segnalato al Genio Civile, che chiediamo al Genio di verificare, abbiamo chiesto al Genio di verificare su Viale Rumoro, sul muro di Viale Rumoro, quindi Parco Querini per capirci. Questo è attivo ovviamente, come è stato attivo durante la notte, e ringrazio anche loro molto, il numero della polizia locale come punto di riferimento per le emergenze 0444 54 53 11, ormai stiamo cominciando a impararlo tristemente bene. Li ringrazio perché stanotte tutti sono rimasti anche oltre il turno, abbiamo ricevuto chiamate da tutta la provincia, ma chiaramente noi per quello che possiamo intervenire soltanto sulla città di Vicenza. Mi fermo, c'erano altre cose? Ok, prego, domande. Sulle scuole e sulla linea ferroviaria ci sono aggiornamenti? Allora, sulle scuole questa mattina sono rimaste regolarmente aperte, abbiamo alcuni danni, infiltrazioni, situazioni problematiche, niente di trascendentale, magari se volete vi posso dare anche qualche dettaglio su questo, sulle scuole. Dov'è Sandro? Qua. Sandro, me lo recuperi e me lo rimandi, il messaggio che mi ha dato prima, che così lo dico. Sulla linea ferroviaria, allora ve lo dico subito. Allora, abbiamo fatto questa analisi sulle scuole. Istituto comprensivo 5, scuola dell'infanzia Malfermoni, danni da allagamento, aggiungo pesanti, in tutto il giardino cortile, nel senso che è stata distrutta tutta la parte, diciamo così, di giochi eccetera, che è stato un investimento importante. Istituto comprensivo 1 presso la scuola dell'infanzia Burci e da Feltre, allagamenti negli scantinati, ma chi è venuto in passato a queste conferenze stampa ricorda che questo è purtroppo una cosa che è già capitata. Scuola d'infanzia Tretti, c'è un'infiltrazione dal soffitto con un piccolo allagamento circostanziato e quindi un'infiltrazione in questo caso esterna e allagamento nell'interrato della lavanderia. Asilo Nido Calvi, anche qui c'è un'infiltrazione nel soffitto che crea un piccolo allagamento sulle scale. Non c'è stata nessuna interruzione dell'attività educativa e scolastica, questo alle ore 11:30 di questa mattina. Sulla linea ferroviaria, com'è? Per domani vediamo, nel senso che voi sapete che è sempre una questione molto delicata, nel senso che vuol dire mettere sempre in difficoltà estrema le famiglie, quindi soprattutto perché dobbiamo farlo a diciamo così, a brevissimo rispetto a poi quando devono organizzarsi, quindi vediamo l'evoluzione, tutti tenersi informati. Chiaramente appena capiamo che aria tira oggi pomeriggio daremo un messaggio chiaro sulle scuole, coordinandoci anche con la provincia e con la prefettura, nel senso che in questo caso davvero Vicenza
per ora è meno colpita di tanti altri comuni della provincia, quindi si tratterà anche un po' di coordinarsi sulle scelte da fare insieme. Al momento è in graduale ripresa la circolazione ferroviaria, così è stato comunicato RFI, sulla linea Vicenza Schio Vicenza Treviso, mentre resta sospesa tra Vicenza e Padova sulla Milano-Venezia. Questo è la comunicazione che ci è arrivata, dopodiché gli aggiornamenti li danno ovviamente loro, nel senso che loro fanno comunicati ufficiali. Sospesa? La sospensione che loro hanno fatto è tra Vicenza e Padova ancora alle 4 per condizioni meteocritiche, dopodiché ripeto RFI, o meglio in questo caso Trenitalia, dà l'informazione quando viene riattivata, quindi basta che seguiate le loro comunicazioni ufficiali e vedete quando riparte. Ci sono stati problemi sulla zona industriale, che era una delle aree più colpite. Allora, correggetemi anche qui se sbaglio, chi era con me stanotte. Per fortuna il Dioma o la Dioma non ha dato le problematiche che ha dato la volta scorsa, a fine febbraio. Ci sono stati allagamenti stradali, sì, ma vabbè, soliti, e succedono anche quando piove molto forte, quindi non ci sono arrivate segnalazioni di quell'entità, ecco, non abbiamo avuto segnalazioni particolarmente pesanti. E l'apertura del bacino di Viale Diaz, che è la prima volta che è entrato in funzione, e rispetto a quello che è piovuto 3 mesi fa, mi viene da pensare che la piova e l'intensità sia stata maggiore per, diciamo così. Allora, conferenza stampa convocata d'urgenza, siamo a Vicenza, quello che avete sentito è il sindaco Giacomo Possamai. I danni nel Vicentino per ora sono limitati, ma avete sentito che ci sono state problematiche legate alle scuole, la scuola Molfermone, la scuola Burci e Vittorino da Feltre, con dei giochi all'esterno danneggiati, un muro danneggiato, circolazione ferroviaria parzialmente ripristinata tranne la linea che è la Milano-Venezia come linea e il collegamento tra Vicenza e Padova. Dunque, e poi è anche chiaro, no? L'appello del sindaco di Vicenza a non muoversi, a cercare di restare il più possibile a casa, a non scendere negli scantinati, nei garage, che sono ovviamente i primi luoghi che in queste situazioni vanno sotto. L'emergenza è chiamata e convocata soprattutto dalle 16 alle 21 ed è un orario in cui lo stesso sindaco ha chiesto ai cittadini di cercare di stare a casa il più possibile. Vi facciamo vedere ora le immagini di Drago 153, sorvolo dell'elicottero. Quelle che state vedendo sono le campagne di Cologna Veneta, siamo in provincia di Verona. Drago 153 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, che dunque ha sorvolato il territorio per monitorare la situazione. Guardate i campi allagati, allagamenti anche nelle abitazioni, l'argine destro del fiume Guà, poco prima della località Baldaria, ha esondato. Sotto acqua anche un tratto della strada provinciale Nuova Padovana che serve come ingresso nel comune della Bassa Veronese. Al momento nella zona sono lavori pompieri, la protezione civile e i tecnici dell'amministrazione comunale. Guardate i campi allagati, queste sono le immagini che arrivano direttamente dai vigili del fuoco. Questa è la zona di Cologna Veneta in provincia di Verona. Guardate, no, vorrei farle rivedere, chiedo alla regia, guardate ancora perché sono davvero immagini impressionanti. Ci siamo abituati dall'alluvione del 2010 a farvela vedere e purtroppo stiamo continuando a raccontarvi situazioni di questo tipo con perturbazioni che interessano il nostro territorio in maniera importante, con piogge che scendono copiose. Questa volta non parliamo di grandine ma proprio di grandissime quantità di pioggia che vanno ad
come dire, accadere su territori in cui i terreni sono ancora zuppi delle acque cadute nei giorni precedenti, le falde sono assolutamente piene, tra l'altro in diverse zone, soprattutto del Padovano, la mancanza di corrente elettrica ha interrotto il lavoro delle pompe e questo ha causato ovviamente l'allagamento anche di diversi sottopassi. Queste che vedete, lo ripeto, sono le immagini girate dall'elicottero Drago 153 dei vigili del fuoco di Venezia che ha sorvolato la città per verificare la situazione. Esondazione dell'argine destro del fiume Gua poco prima della località Baldaria. Immagini, come vedete, impressionanti. Allora, andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi avremo ancora contributi con la nostra Valentina Visentina da Padova, torneremo a parlarvi della situazione a Vicenza, vi faremo riascoltare le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, ma siamo anche in contatto con il sindaco di Jesolo Christopher De Zotti. Avete visto l'allagamento della spiaggia della Brussa e poi non è come dire, preoccupante la situazione nel veneziano, ma come sempre succede con queste forti precipitazioni sono le spiagge del nostro litorale a pagare un prezzo molto alto. Immaginate che sta per iniziare la stagione estiva, la stagione balneare. Pochi secondi di pubblicità e poi torneremo ad occuparci di maltempo. Qui con noi in studio anche due ospiti per parlare delle elezioni, ma con loro non potremo non commentare la situazione che sta vivendo la nostra regione nelle ultime 24 ore. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. Inevitabilmente dobbiamo dedicare una buona parte di questa nostra edizione al maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, colpendo in particolar modo le province di Padova, di Vicenza e di Verona. Ci sono dei collegamenti ferroviari che sono stati interrotti, soprattutto quelli tra Padova e Vicenza. Ci sono delle scuole che sono state chiuse nei comuni di Casale di Scodosia e Montagnana. Siamo nella zona della Bassa Padovana. COC sono stati aperti sia a Padova che a Vicenza. Prima vi abbiamo fatto ascoltare un passaggio del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, conferenza stampa convocata anche a Mestre nella sede della Protezione Civile regionale con l'assessore Giampaolo Bottacino e il presidente del Veneto Luca Zaia, ma come sempre in queste situazioni sono anche i social network a restituirci che cosa sta accadendo nel territorio, le immagini delle persone che scelgono proprio di postarle attraverso i social network per comunicare in qualche modo anche manifestare il proprio disappunto. Vi faccio ad esempio vedere nel gruppo 6 di Vicenza Se, questo è un video che sta circolando da diversi minuti, guardate, e sono tantissimi video che si sono pubblicati. Questa è una via di Vicenza che è completamente allagata, guardate l'acqua fino a dove è arrivata in questa abitazione e la frase, il sottotitolo di questo video è "Ci risiamo". Quindi questo è un po' il termometro dell'umore dei cittadini del Veneto quando succedono episodi di questo tipo, episodi che noi continuiamo a raccontarvi sempre in diretta. Vi presento però gli ospiti che mi hanno raggiunto, parliamo di politica e inevitabilmente dobbiamo parlare anche di difesa del territorio, lo facciamo con Mario Gigli, lista Stati Uniti d'Europa, lei di Italia Viva, buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. E grazie per averci raggiunto. In collegamento c'è Miriam Nardelli di Alternativa Popolare. Miriam, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, da entrambi, finché attendiamo, ovviamente sarà una diretta in cui arriveranno a pioggia, a fiume, contributi dalle nostre troupe che sono in giro sul territorio e quindi ogni volta potremo tornare da loro, ma così a caldo chiedo a voi entrambi un commento sulla situazione. Il sindaco Possamai ha detto che i bacini di laminazione evidentemente non bastano e allora per questo territorio il PNRR che cosa ci ha dato, che cosa ci può dare l'Europa, che cosa dobbiamo fare? Gigli, parto da lei. Sì, grazie. Beh, certamente il pensiero innanzitutto a tutte le cittadine che adesso stanno subendo questi gravissimi disagi, che sono notevoli, e a tutti coloro che invece stanno lavorando, diciamo Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari che stanno dando una mano e daranno una mano nei giorni a venire. È chiaro che
So che è stato fatto abbastanza o parecchio nell'ultimo periodo, ma non sufficientemente per sopperire ai disagi in caso di questi eventi così straordinari. Dovremmo fare di più e dovremmo pensare che il territorio va difeso e va, nei momenti in cui è possibile lavorare, accelerare e arrivare subito a portare quelle innovazioni che garantiscano la difesa del territorio. Insomma, questa è la cosa più importante. Non perdere tempo, non c'è più tempo. E c'è anche un tema legato alle politiche, oltre alla difesa del territorio sono delle politiche sul territorio, visto che oggi in Senato si è parlato di super bonus, no? Si continua un po' a litigare su che cosa fare di questo territorio che ha già un'urbanizzazione selvaggia, soprattutto nella pianura padana. Sì, certamente i problemi sono tanti e la realtà è molto complessa. Diciamo che noi stiamo guardando attualmente ai problemi del nostro paese, quindi ci concentriamo ad esempio sul superbonus, su altri problemi, quando sicuramente sarà importante anche entrare a livello europeo per cercare di fronteggiare assieme quella transizione che ci consenta gradualmente di mantenere quelle che è la capacità produttiva e lo sviluppo del paese, pur rispettando quelle norme ambientali che eventualmente possono limitare poi questi danni che si stanno creando sempre in maniera più accentuata. Quindi, cosa dire? Investire in persone che abbiano la possibilità di guardare avanti, rendersi conto di quali sono i problemi nella sua complessità e trovare con i limiti che abbiamo le risposte migliori. Senta, lei è su Mogliano Veneto, Sì. Allora che cosa può fare un comune, e farò la stessa domanda che a Nardelli che è su Monselice, quindi siamo nel Padovano, ma un comune con le risorse che ha, adesso abbiamo visto l'apertura dei COC, la protezione civile al lavoro, ma che cosa può fare un comune, un primo cittadino? Perché poi su internet si stanno scatenando i cittadini che dicono ci risiamo. Beh, allora innanzitutto la manutenzione chiaramente del territorio, lo studio approfondito del territorio per trovare quelle alternative anche per rimediare agli errori che sono stati fatti, no? Si diceva prima appunto l'urbanizzazione selvaggia, i fiumi che sono stati ingabbiati, i corsi d'acqua che non hanno lo sfogo necessario nei casi, o anche la manutenzione che non viene effettuata. Quante volte si è visto, non so, montagne di tronchi, di alberi, di sporcizia che si accumula e che durante la stagione favorevole non viene in qualche modo asportata. Ecco. Quindi un'attenzione maggiore in questo senso, vedere le situazioni di criticità e cercare assieme ai cittadini di risolverli, ma caso per caso, grazie al fatto appunto che i territori sono piccoli da controllare e in rete ovviamente con tutto ciò che circonda ogni singola realtà locale. Nardelli, sono da lei Alternativa Popolare, lei è su Monselice, corre anche insomma, per un posto in Consiglio Comunale. Questo territorio ferito come si cura? Allora, la Monselice si inserisce nella bassa padovana e come diceva prima Bottacin, in questo momento di disagio dovuto a questa alluvione, il sistema di deflusso delle acque è molto più debole qui nella nostra zona, quindi è questo uno dei motivi principali perché la zona della Bassa Padovana ha subito principalmente questo danno, quindi abbiamo visto piazze allagate, strade, frane, argini, quindi la situazione non è proprio dovuta solamente a una pulizia perché bene o male viene fatta. Devo anche dire che ieri sera probabilmente il sistema di allerta non ha tanto funzionato perché normalmente viene mandato un messaggino di allerta anche per il giallo, per comunque un'informazione dall'ARPAV e viene poi girato su WhatsApp, sui social, ma ieri sera noi abbiamo assistito a un disastro e il messaggino dovrebbe essere arrivato solo a qualche comune, ma in una forma diciamo lieve. Non ci aspettavamo tutto questo. Per quello che riguarda poi invece i comuni e quindi anche il collegamento con l'Europa, allora facciamo anche un piccolo appunto. Noi abbiamo un sistema di fogne bianche, quelle che ci aiutano a smaltire le acque, qui non sono le fogne, ecco, le fogne nere, che è un sistema vecchissimo, un sistema non abituato a questi tipi di esondazioni, sono dei fenomeni recenti. 50 anni fa, quando sono state costruite, non si pensava che il sistema sarebbe impazzito così tanto, quindi non si poteva prevedere
quello che accade oggi, quindi qualsiasi cosa bisogna poi ristudiarla proprio in funzione di quello che è il clima adesso. La cosa fondamentale che è stata fatta nel 2014 in seguito alla precedente alluvione è stata quella proprio di recepire i fondi europei per costruire i bacini di contenimento e questi hanno lavorato tantissimo, ma non sono sufficienti, ci sono tante cose a livello locale da fare. Infatti diceva Bottaccini di segnalare ogni comune le criticità e dare poi dei suggerimenti. Ecco, vedo che c'è una frana, ecco qua in Monselice, esattamente, sì. Ci sono delle strade che sono bloccate, ci sono delle zone dove la corrente è tornata pochi minuti fa. Quindi immaginiamo gli anziani che magari hanno dei malati in casa, come possano fare a saltarci fuori. Poi le dico anche, io mi sono collegata adesso con il cellulare, con l'internet del cellulare, perché la rete Wind è saltata, adesso non so le altre reti di wifi, internet, e la luce va in piena. Infatti temevamo per il suo collegamento, temevamo un po' insomma, di riuscire ad averla, invece magicamente ce l'abbiamo fatta, ma insomma lei ci aveva già comunicato che aveva avuto problemi già da questa mattina con la rete. E tra l'altro, insomma, guardate, qui siamo ad est, questa è un'immagine, sarà un'immagine sì, ma che otterrà anche tantissime visualizzazioni sui social, perché sono un po' le immagini simbolo poi quando succedono cose di questo tipo. Tra pochissimo, tra l'altro, dovrebbe esserci la nostra Chiara Gaiani, che è ancora a Casale di Scodosia. Quindi fatemi sapere quando abbiamo Chiara per fare il punto. Eccola, qui ce l'abbiamo. Eccoti Chiara, ti vediamo allora subito da te. Anna, buongiorno ancora una volta con Andrea Benetti. Ci siamo spostati a Casale di Scodosia, qui siamo in via Cao d'Albero. Ringraziamo anche Claudio Pavan che ci farà entrare in casa sua. Guardate, questa è un'attrezzatura artigianale con una pompa che sta liberando l'acqua. Guardate quanta acqua sta tirando fuori da casa. Claudio, è da stanotte che funziona? Da stamattina molto presto, perché ieri sera avevamo provato ma non funzionava. Adesso funziona e grazie a Dio stiamo riuscendo a filtrare tutta l'acqua, diciamo, nelle fognature. Lei vive da sempre qui e non era mai successo? Lei non ha mai pensato che il suo giardino potesse allagarsi? No, così no, una cosa impressionante, così no. Proprio una bomba d'acqua che non si è mai vista una cosa del genere. Strade allagate proprio dappertutto, proprio una cosa... L'acqua per fortuna durante la notte si è ritirata. Andrea sta già entrando nel garage della casa di Claudio, che peraltro ci ha raccontato che aveva anche appena finito il suo giardino, era anche molto fiero del lavoro che aveva fatto. Vedete, acqua ce n'è ancora, però stanotte ovviamente ce n'era molta di più. Questa è una parte del garage ancora allagata. Dove arrivava, Claudio, l'acqua? L'acqua arrivava a 25-30 centimetri. E praticamente mi hanno fatto fuori, diciamo, le celle, perché sicuramente avranno toccato i fili del motore. Di là ho anche le lavasciuga e le lavatrici, anche quelle sono andate in tilt. Ho cercato di salvare il più possibile alzando un po' le cose e niente, dai. Non ha mai dormito stanotte? No, mai dormito, perché avevo paura che fuori mi salisse l'acqua dai fossi, e se mi entravano anche quella sicuramente avrei qualche metro e mezzo di acqua qui. Speriamo che il tempo oggi ci dia un po' di tregua, però quello che ho saputo verso le 3 e mezza arriverà un'altra bordata d'acqua. Non penso come ieri, però insomma speriamo che... Per darvi proprio la testimonianza di cosa è accaduto qui ieri pomeriggio, sentite da Claudio, che lavora a pochi chilometri da casa, quanto ci ha messo per tornare. 10 chilometri per tornare da casa, da Bevilacqua fino a Casale, dalle 3 e mezza fino alle 5 e un quarto. Sono entrato alle 5 e un quarto. Strade tutte chiuse e allagate? Strade tutte chiuse, allagate, macchine dentro nei fossi, vigili che non sapevano più dove sbattere la testa, vigili del fuoco di qua e di là, ma una cosa così mai vista, mai vista.
Ecco, davvero è una testimonianza drammatica che fa davvero, insomma, ci dà la sensazione di cosa è accaduto in questo piccolo paese che, ricordiamolo, ha raccolto praticamente l'acqua che è caduta a Montagnana e a Urbana ed è scesa tutta qui. Allora davvero grazie Claudio per averci ospitato, grazie anche ad Andrea Benetti che sta continuando a seguirmi in questo giro a Casale di Scodose. Anna, per ora la linea torna a te. Grazie a te Chiara, le nostre truppe sempre presenti sul territorio. Guardate le immagini che ci arrivano, Colli Euganei, Teolo, le abbiamo preparate per voi, tra pochissimo ve le facciamo vedere, sono linkate e sono preparate le immagini che raccontano la situazione sui Colli Euganei. Eccole qui siamo a Teolo, prima vi abbiamo raccontato della frana su Arquà Petrarca, Colli Euganei particolarmente colpiti ancora una volta, quindi torniamo un po' anche a specificare ai nostri telespettatori che la provincia di Padova, la più colpita in questo momento dalle copiose precipitazioni che stanno cadendo sul territorio, hanno iniziato a cadere già a partire da ieri pomeriggio, ieri sera. Guardate le immagini, la zona dei Colli Euganei, tra l'altro una zona martoriata, sappiamo che sono altamente frequentate dai cinghiali che andando a mangiare le radici di tante piante, tanti alberi, come dire, tolgono la grande forza che hanno le piante di poter tenere con sé il terreno, quindi tolgono la forza al terreno, lo rendono friabile e quindi una delle conseguenze poi sono esattamente le immagini che state vedendo. Torno dagli ospiti. Mario Gigli, voi avete fatto un'alleanza di scopo sostanzialmente per queste europee. Sì. Perché prima abbiamo raccontato di quanto gli imprenditori del Veneto abbiano bacchettato i partiti dicendo basta con questi giochi politici. Allora questa alleanza come la possiamo raccontare? Beh, allora innanzitutto la volontà è quella di riportare in auge il concetto dell'alta politica, dove le persone che si dedicano alla politica, quindi a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo, abbiano la capacità innanzitutto e anche il sogno e la possibilità di affrontare con consapevolezza la complessità della situazione e operino quindi come se fossero i padri e le madri della comunità nazionale e europea e operino quindi per affrontare al meglio quelle che sono le sfide grandissime nelle quali siamo già impegnati, che ci aspettano ancora più nel nostro futuro. Noi siamo abituati nel nostro paese a vedere, in Europa, a vedere un pochino come se la storia, come se il mondo fosse tutto concentrato su di noi, mentre invece ci sono altre aree del pianeta che si stanno sviluppando con grandissime potenzialità, con culture completamente diverse e con una lettura della realtà completamente diversa dalla nostra. Quindi per fare un'alta politica occorrono persone molto competenti che siano in grado di dialogare con queste culture e siano in grado quindi di capirsi con i politici per attuare quelle cose che sono per il bene dell'umanità. L'abbiamo visto anche vedendo un po' l'andamento del mercato dell'automobile, insomma certo. Il mercato cinese sta inghiottendo quello europeo, l'Italia rischia di essere schiacciata in questo senso e allora a volte si ha un po' l'impressione che questa Europa sia distante, non si renda conto, non abbia questa forza per poter competere contro queste potenze? Guardi, quando è iniziato l'avventura dell'euro si facevano alcuni ragionamenti. Io la mia carriera l'ho fatta oltre 40 anni di lavoro in banca e si rifletteva sul fatto che la storia ci insegna che quando chi impone una moneta è sempre un popolo che ha la maggior forza economica e militare, no? Quindi ricordiamo l'antica Roma, il latino, il sesterzo, ricordiamo l'America, no? Con il dollaro. Noi come Europa, senza essere l'economia più forte del pianeta e senza essere la forza militare più forte del pianeta, siamo partiti dalla moneta, al contrario, e che quindi c'era molto da fare in questo senso. Sono passati degli anni e non è che sia stato fatto molto per arrivare a compimento di quello che era il coronamento, no, di una moneta unica, e laddove dei paesi che quindi non potevano più utilizzare le leve che utilizzava l'Italia decenni fa, la cosiddetta svalutazione competitiva, dovevano necessariamente risultare competitivi attraverso l'organizzazione, attraverso la sburocratizzazione delle attività, tenendo conto che restare competitivi e quindi in qualche modo, come diceva la giornalista, in qualche modo riuscire a difenderci anche appunto dagli attacchi commerciali di altri paesi,
Non è semplice, non è facile, perché per l'impresa, la piccola impresa, media impresa che è la forza dell'Italia, ha nel suo ambito una serie di abilità che deve rispettare per poter essere competitiva. Gigli, la devo interrompere perché vedo collegata la nostra Luisa Bertini che è con, eccoci qua, con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Mi perdoni, ma torniamo tra pochissimo su questo tema che in qualche modo si collega anche con l'emergenza che stiamo vivendo in questo momento. Luisa, eccoti, ti vediamo, raccontaci tutto. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, si è appena conclusa il punto della situazione qui al COC con una notizia poco rassicurante, perché oggi le piogge riprenderanno verosimilmente a partire tra le 16 e le 21 e siamo in allerta rossa. Siamo in allerta rossa, tra le 16 e le 21 è prevista una ripresa importante delle precipitazioni, soprattutto nelle zone di pianura, e quindi l'invito è quello di spostare le macchine, i beni, di stare attenti ad evitare gli scantinati dalle 16 in poi, di spostare chiaramente i beni e le auto prima delle ore 16, perché chiaramente oggi pomeriggio ci sono rischi importanti e quindi vanno evitate ogni rischio per le persone o per i beni mobili. Ecco, quali sono le zone più attenzionate proprio per il pomeriggio? Le zone più attenzionate sono chiaramente quelle intorno ai fiumi, in particolare al Bacchiglione e al Retrone, ma in realtà a tutte le aste fluviali. Abbiamo visto che danni ha fatto l'Orolo nei comuni a nord della città, anzi fatemi esprimere la solidarietà e il pensiero a tanti comuni della provincia che sono veramente in ginocchio in questo momento. Siamo in difficoltà anche in città, ma abbiamo visto delle immagini terribili arrivare dai comuni della provincia, quindi l'invito è a tutti ad avere la massima attenzione, perché dobbiamo seguire l'evolversi della situazione nelle prossime ore. Ecco, una panoramica di quello che è Vicenza al momento, quindi sulle scuole, sui danneggiamenti, sugli scantinati allagati. Al momento abbiamo avuto allagamenti di alcuni scantinati, anche di alcune abitazioni magari al piano terra, abbiamo avuto purtroppo il cedimento di un muro di una scuola del centro storico, del muro di contenimento chiaramente, che ha però aperto una breccia di quasi 20 metri, che è anche un buco nella difesa idraulica della città, che ha portato ad allagare tutto il giardino di questa scuola e della scuola a fianco. Ci sono altre scuole con infiltrazioni e diciamo così danni di diverso tipo, quindi insomma non siamo nella situazione di febbraio al momento dal punto di vista dei danni, però ci sono allagamenti in diversi punti della città. Anche perché a differenza di febbraio questa è stata una pioggia diversa, ricordava lei, in quanto a febbraio ha colpito soprattutto la zona della pianura e quindi era il Retrone a destare preoccupazione, invece stavolta è il Bacchiglione perché è piovuto in montagna. È così, è stata molto diversa, l'altra volta il rischio era tutto concentrato sul Retrone perché era piovuto tantissimo in pianura, mentre questa volta è piovuto tanto in pianura e quindi il Retrone è comunque in difficoltà, ma anche tantissimo in montagna, e per noi il fiume che va in difficoltà con la pioggia in montagna è il Bacchiglione, e quindi abbiamo visto il Bacchiglione arrivare a 6,04 metri, quindi molto vicino alla soglia dell'esondazione che è stata evitata soltanto grazie all'apertura dei bacini, apertura che al momento il Genio ha ritenuto di fare in maniera parziale, quindi circa 800.000 metri cubi sui 3.800.000 metri cubi, quindi resterebbero altri 3 milioni di spazio, diciamo così, del bacino di Caldogno, immagino per mantenere la possibilità nella giornata di oggi di invasare ulteriore acqua, visto che è previsto un ulteriore incremento delle precipitazioni atmosferiche. Allora noi ringraziamo il sindaco e lo lasciamo andare a lavorare, restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa. Gigli, sono da lei tra poco. Vorrei fare un passaggio con lei, Miriam Nardelli, che è su Padova. Senta, ma noi siamo qui a parlare di Europa, di un PNRR che ha dato tanto, in cui si è parlato di digitalizzazione. Dopo che cosa succede? Succede che con piogge di questo tipo si va sotto e quello che resta in mano ai cittadini sono case allagate, soldi che i comuni devono investire. Adesso immaginate i soldi che deve investire Vicenza per ripristinare, no? E quindi è sempre la conta dei danni. Quindi noi voliamo alto, guardiamo in alto e distante, ad esempio con il PNRR, se immaginiamo come è stato diviso, no? Le varie sezioni dei finanziamenti, poi però succede che arriva la pioggia e siamo ancora in queste condizioni.
Sì, infatti nell'atto pratico poi sono le cose evidenti, sono le cose sotto gli occhi di tutti che bisogna mettere a posto, quindi non è solamente recepire fondi, costruire, bisogna anche far partire quel sistema che è un po' bloccato. Alla fine è sempre la protezione civile, siamo noi cittadini che ci mettiamo, ci diamo da fare e viene un po' tutto bloccato. Diciamo che il sistema Europa dovrebbe essere quello che salvaguardia un po' quello che sono le piccole realtà. Noi vogliamo che l'Italia conti di più in Europa, soprattutto per quello che sono dei prodotti particolari, no? Quando sono le emergenze, magari ci sono alcuni prodotti, faccio l'esempio delle mascherine, che in questo caso non è. Durante la pandemia siamo rimasti bloccati perché dovevamo importarle dalla Cina, poi alcune aziende si sono reinventate per produrle e quindi sono stati sempre i cittadini, gli imprenditori a dare una mano a quello che è la politica. Alternativa Popolare si pone proprio dalla parte di chi ha voglia di fare, dagli imprenditori, dalle piccole realtà. Ma dove si posiziona Nardelli Alternativa Popolare? Come vi posizionate nello scacchiere? Noi ci collochiamo nel centro, vogliamo essere un polo attrattivo sia per la destra che la sinistra, certamente guardiamo verso destra, non siamo centro-destra, ok, però come ruolo vogliamo entrare nel PPE, che è il partito che poi è quello che designa la Presidente della Commissione, quindi è quello che poi dà le personalità che contano. Vogliamo esserci, essere presenti e portare quelle che sono le istanze Italia, perché l'Italia deve essere rappresentata. I partiti non devono solamente usare degli slogan populisti e poi essere assenti quando bisogna decidere delle cose, quando bisogna poi battere i pugni. Bisogna esserci, e Alternativa Popolare vuole mettere un po' d'accordo quello che sono vari pensieri, perché siamo italiani prima di tutto e l'Italia deve essere una forma di guida per l'Europa. L'Europa deve diventare forte, deve avere un sistema economico forte, anche dal punto di vista energetico. Poi lei parlava anche dei sistemi di intelligenza artificiale, o forse cosa diceva? Sì. Ecco, bisogna essere all'avanguardia su queste cose, cercare di usarli in maniera intelligente. Nardelli, devo andare al Parco Colli, abbiamo raccolto una intervista del presidente Parco Colli, ovviamente questa nostra edizione è dedicata all'emergenza maltempo, quindi vi facciamo sentire l'intervista del presidente Parco Colli. Torno a ribadire che la provincia di Padova è quella più colpita e nella bassa padovana in 3 comuni le scuole sono state chiuse. Ascoltate l'intervista. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono Oltreteolo, qui ci troviamo, via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arquapetarca, ci sono 15 frane ad Arquapetarca, 9 a Galzignano, ma tutti quanti i comuni sono stati interessati da frane, da smottamenti e ad allagamenti. La condizione è ancora preoccupante perché in giornata sono previste ulteriori precipitazioni. Un ringraziamento particolare va a tutti i sindaci e alle amministrazioni che questa notte sono stati fuori per monitorare la situazione, alla protezione civile, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Presidente Parco Colli Euganei, allora tra pochissimo, perché si sta collegando il sindaco di Jesolo, facciamo una panoramica anche sul veneziano. Io invece voglio salutare e ringraziare Mario Giglio per averci raggiunto. Stati Uniti d'Europa, Italia Viva, grazie Mauro. Grazie, adesso quindi concentratevi su quelle che sono l'emergenza che ancora interesserà molti cittadini con l'acqua che probabilmente continuerà a venire nel pomeriggio, e concentrarsi su quelli che saranno rapidamente i ristori per le attività produttive, per le famiglie, e poi in questo caso appunto più Europa per l'aiuto che in qualche modo dovremmo ottenere per rimediare ai disastri che in questo momento ci stanno colpendo chiaramente. Grazie Mario Giglio. Miriam Nardelli, saluto anche lei, se vuole dire una battuta telegrafica in chiusura.
Sì, io vi ringrazio per il collegamento e faccio anche in bocca al lupo ai sindaci, in particolare il nostro candidato sindaco che tra Arquà e Monselice tutta la notte ha dovuto dare delle risposte perché il sistema ci sta aggravando in queste ore e quindi io vi propongo di votare Alternativa Popolare e darci la forza di contare di più in Europa e anche in Italia. Va bene, grazie Nardelli, grazie Giglio per essere stati con noi. Gigli, mi perdoni, Mario Gigli, mi perdoni. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Buongiorno, grazie. Grazie per l'invito. Grazie a lei invece per la disponibilità, l'abbiamo contattata per capire un po' come sta andando, abbiamo visto le immagini della spiaggia della Brussa che chiedo ai colleghi della regia di mandare nuovamente. Ci spiega un po' come sta andando nel veneziano? Sì, allora noi da alcuni dati rilevati sembra siamo il comune in cui ha piovuto di più in questa parte di nord-est, quindi una vera e propria bomba d'acqua, soprattutto durante la notte. Era un po' di tempo che non vedevamo un fenomeno simile, quindi tutto sommato il territorio ha retto abbastanza, nel senso che non ci sono stati episodi gravissimi, ovvero quelli di danni alle persone, danni irreparabili alle persone, quindi questa è la cosa più importante. Abbiamo avuto una serie di allagamenti, di scantinati e piani interrati in alcune zone che conosciamo già e sappiamo già essere critiche, un'area del Lido, quindi la zona di Piazza Trieste, dove storicamente, essendo più bassa, ci sono dei problemi in caso di bombe d'acqua, addirittura la chiesa che ha una cripta è stata sostanzialmente allagata, e poi abbiamo alcune aree residenziali nel centro di Jesolo Paese che anche queste sono storicamente soggette ad allagamenti, quindi abbiamo avuto, non abbiamo un conteggio esatto, ma fra le 20 e le 50 situazioni di scantinati appunto allagati. Da questa notte i pompieri sono al lavoro, hanno fatto decine di interventi e anche adesso sono al lavoro. Abbiamo allertato la protezione civile che è riuscita a mettere fuori una squadra già alle ore 10 e poi nelle prossime ore andranno a implementare, perché ovviamente resta alta l'allerta e in accordo con i vigili del fuoco saremo pronti a intervenire in caso di situazioni particolari. Per quanto riguarda invece il litorale non abbiamo situazioni critiche da segnalare, nel senso che non ci sono state mareggiate, non c'è stato un grosso vento, quindi al momento non abbiamo criticità particolari. Resta alta l'attenzione perché è appena stato emesso il bollettino di protezione civile che segna un rischio rosso di idrogeologico nelle prossime ore, quindi terremo particolarmente allertata la zona del fiume Piave, che è quella che potrebbe preoccupare di più. Salute delle nostre spiagge, del litorale. Insomma, sta per partire la stagione estiva, siamo qui a parlare del rincari degli ombrelloni e poi però insomma arriva il maltempo che rischia di mettere in ginocchio anche chi sta lavorando per farla aprire questa stagione. Sì, allora diciamo che storicamente la zona della Pineta, che è quella che è più soggetta al tema dell'erosione, è comunque la zona che proprio in queste settimane vede l'allestimento e la conclusione dei classici lavori annuali di ripascimento, quindi se anche ci fossero nelle prossime ore, cosa che al momento non siamo in grado di dire, dei fenomeni di erosione, comunque siamo in una fase di allestimento, non c'è nessun ritardo, sono i tempi classici e quindi sono situazioni che potrebbero essere recuperate. Quindi ad oggi e in questo momento non abbiamo alcuna criticità da segnalare sulla spiaggia e quindi siamo abbastanza ottimisti in questo momento. La vera questione da attenzionare è più che altro l'apporto di spiaggiato che sicuramente con la piena del Piave potrebbe riversarsi sulle nostre spiagge. Arriviamo da un mese di aprile in cui abbiamo avuto un apporto monstre sia a Jesolo che tutta la costa di materiale spiaggiato, abbiamo appena finito con grande fatica di asportarlo. Dovesse arrivare ancora grande materiale in grandi quantità, ovviamente sarebbe un altro problema da affrontare con la società che gestisce il servizio, che è Veritas, quindi attenzioniamo più che altro questo, più che l'erosione in questo. Grazie per averci fatto il punto. In questo momento sul territorio lei ha i suoi, protezione civile immagino comunque in allerta. La perturbazione che interesserà nuovamente il nostro territorio, l'ha sentito insomma anche lei, dalle 16 alle 21, come dovrebbe, in che quantità
dovrebbe passare su Jesolo? Dal punto di vista precipitazioni probabilmente sarà molto simile a quello che abbiamo visto finora. Auspichiamo che non possa fare gli stessi danni nel senso di allagamenti, più che altro perché soprattutto nel Lido gli allagamenti sono stati causati dal fatto che c'è stata un'interruzione di energia elettrica all'incirca fra le 3 e le 4 di questa notte. Questo ha comportato il fatto che le pompe anche nelle abitazioni non hanno funzionato e quindi ci sono stati gli allagamenti, quindi speriamo e contiamo che questi danni non si ripropongano. Ovviamente dove necessario abbiamo portato anche dei sacchi per arginare. Terremo soprattutto monitorato il tema del Piave, visto che c'è stato un allertamento da parte della Protezione Civile con un rischio rosso, quindi ovviamente il sistema di emergenza e allertamento è pronto nel caso di necessità. Su questo faccio un invito alla popolazione, sia chi si trova nei pressi del Piave sia tutto il resto della popolazione, di avere una particolare cautela e se ci dovessero essere delle problematiche o delle emergenze di allertare subito i numeri di emergenza a partire dal numero dei vigili del fuoco. Dove va lei ora dopo il nostro collegamento? Ma io in questo momento sono in municipio perché ho delle riunioni, non ci sono criticità particolari sul territorio, quindi non mi muovo, ovviamente sono pronto ad uscire se dovesse servire. Grazie Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso siamo in grado invece di farvi vedere il contributo realizzato dalla nostra Valentina Visentin. Torniamo a Padova, colpita anche la città, e avete visto che anche a Padova è stato aperto il COC questa mattina. Ma vediamo il servizio. In città è il quartiere di Brusegana tra i più colpiti dagli allagamenti. Questa è via Santi Fabiano e Sebastiano, che è completamente allagata, traffico a rilento, alcune auto si sono anche bloccate. La polizia locale sta cercando di regolare il traffico in attesa che venga fatta defluire l'acqua. Pieno anche il piccolo bacino di laminazione creato proprio per agevolare lo scolo dell'acqua in questo quartiere, che è uno dei punti più bassi della città. Nelle strade di Borgopeano, quartiere Montà, sono anche le pompe dei privati in azione per togliere l'acqua dai giardini. Nelle strade è appena defluita, ma sono tanti i giardini e le taverne che, come 2 settimane fa, sono andate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverne Garage, e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiusa, e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri, perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. La situazione dei sottopassi in città, a Montà in zona stadio e nel sottopasso di Rio alla fine di Volta Barozzo alcune auto sono rimaste bloccate. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa.
Questa invece è la situazione di via Fondà, zona Guizza, insieme a via Fogazzaro. Gli allagamenti hanno interessato le strade, rendendo difficile a chi abita qui uscire di casa. E vedete, per esempio, i tombini non ricevono più l'acqua, ma anzi la stanno buttando fuori. Ieri sera, durante il violento nubifragio, si è poi registrata una sorta di blackout con l'interruzione della corrente elettrica in molte parti della città, in particolare sempre qui nel quartiere Guizza e nel quartiere di Volta Barozzo e di Forcellini. Grazie Valentina Visentin. Valentina, che ha raccolto anche l'intervista al vice sindaco di Padova, che ha convocato una conferenza stampa e aperto il COC anche a Padova, anche alla luce delle immagini che avete appena visto tra Brusegana, Volta Barozzo e il collegamento verso il comune di Ponte San Nicolò con i sottopassi chiusi. Allora sentite che cosa ha detto ai nostri microfoni Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800. Quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. Questa notte tra l'1 e le 3 abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza, quindi un evento molto importante. I pluviometri hanno consegnato il dato di 90 mm in quell'ora e mezza dove il temporale si è scaraventato violentemente sulla città, e questo ha prodotto i quantitativi d'acqua che hanno creato i disagi con cui poi la città ha dovuto affrontare, o che ha affrontato poi nelle ore della prima mattinata. Strade allagate, fossi pieni, condotte sature, e questo perché i grandi quantitativi nell'unità di tempo hanno messo a dura prova le nostre difese e hanno anche allagato in modo diffuso più zone della città. Da questa notte tutte le squadre di protezione civile dei Vigili del Fuoco hanno continuato a rispondere alle telefonate e a intervenire alle situazioni di emergenza. Non abbiamo ancora esaurito le richieste, che sono moltissime. Altro dato è che gli impianti del consorzio di bonifica comunque stanno continuando a lavorare, hanno lavorato fin dall'inizio dell'evento, e tutte le stazioni di pompaggio stanno andando al massimo regime. In questo momento siamo in una situazione in cui stiamo svuotando tutti i nostri serbatoi, tutte le nostre condotte, tutti i nostri canali che sono ancora saturi di acqua. È un lavoro importante in previsione di quanto accadrà nelle prossime ore, perché l'ARPAF ci dice che dalle 16 di questo pomeriggio avremo una nuova perturbazione, saranno perturbazioni intense, e quindi noi dobbiamo prepararci a un evento ulteriormente importante, con lo svantaggio che abbiamo ancora l'acqua dell'intervento precedente. Quindi il consiglio anche ai cittadini è di mettere al riparo negli ambienti esposti cose, animali e persone, perché l'evento sarà un evento importante. Un ulteriore elemento di criticità è il fatto che ha piovuto così non solo a Padova, ma in tutta la regione e in tutto l'arco pedemontano. Questo sta ingrossando i fiumi. Vicenza ha avuto il passaggio della piena alle 6 di questa mattina, e quindi questa piena poi arriverà a Padova. Quindi noi dobbiamo nel corso di questa nottata. Quindi noi adesso dobbiamo
controllare e monitorare gli effetti di questi innalzamenti, questa volta dei fiumi, sapendo anche che questa condizione ci mette in difficoltà perché ci rende più difficile scaricare l'acqua che nel frattempo piove in città. Quindi ci prepariamo a ore di un'emergenza che continua. Noi abbiamo tutti i reparti impegnati nell'affrontare questa situazione. È importante la collaborazione con i cittadini e soprattutto un atteggiamento di prevenzione verso un evento che ancora oggi si prefigura come un evento importante. Allora, mentre l'ANSA batte una notizia di cronaca che tra poco vi leggerò, andiamo subito dalla nostra Chiara Gaiani che è ancora nel territorio padovano, ricordiamo quello più colpito dalla perturbazione. Chiara, eccoci, buongiorno. Sì Anna, buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Ancora con Andrea Benetti ci siamo spostati di nuovo. Questa, se il navigatore non mi inganna, dovrebbe essere via Ferraresi. Abbiamo tentato con lui di raggiungere uno stabilimento, un allevamento di tacchini dove l'acqua ha ucciso 9.000 capi, pare questa notte, però ci siamo trovati di fronte ad un muro d'acqua. Intanto vi facciamo vedere in fondo che cosa sta accadendo. Vedete, quello è un camion che è rimasto bloccato dall'acqua e con il trattore stanno tentando di tirarlo. Con il collega siamo riusciti a superare quello che noi consideriamo un primo lago con la nostra macchina, quello che adesso Andrea vi inquadra e che vedete alle mie spalle, ma poi noi ci siamo trovati di fronte ad un vero e proprio muro, come sta facendo questa piccola utilitaria che abbiamo davanti, che ha deciso come noi di bloccarsi e di non proseguire nel suo viaggio. Anche noi abbiamo deciso di non rischiare di rimanere in panne perché, ecco, adesso faccio qualche passo, scusate se vi sto dando le spalle, per farvi vedere che cos'è questa strada in questo momento. E questa è una via piuttosto importante, abbiamo capito, perché è una strada di collegamento tra due principali, tanto che ci sono parecchi autovelox qui, quindi significa che questa strada è una strada che è molto frequentata dalle persone. Vedete che sta facendo molta fatica ad andare avanti anche questo automobilista e in fondo adesso non cerco insomma di farmi un po' strada in mezzo a quelli che c'erano almeno una decina di centimetri d'acqua, un altro mezzo pesante è rimasto bloccato, quindi abbiamo pensato che davvero il nostro viaggio in questa strada si doveva inevitabilmente fermare e ci siamo bloccati. Speriamo di riuscire a raccontarvi questa storia. La situazione qui è davvero molto molto preoccupante. In questo momento qui c'è il sole, c'è il vento, però come si può vedere forse dalle immagini alle mie spalle, sicuramente insomma sta arrivando il temporale che purtroppo a noi è annunciato e tutti i cittadini a Casale di Scodosia stanno cercando di capire che cosa riserverà il meteo per le prossime ore. Anna, da Casale di Scodosia ringrazio ancora Andrea Benetti e ti restituisco la linea. Grazie Chiara, perché queste immagini sono lampanti e ci raccontano anche di una campagna che sta andando sott'acqua. Allora noi per questo abbiamo chiesto a Carlo Salvan, Coldiretti del Veneto, di collegarsi, di esserci in questa diretta con noi per capire, intanto capire lei come sta monitorando la situazione. Magari dalla regia facciamo vedere le immagini dei vigili del fuoco con l'elicottero che sorvola Colonia Veneta e ci sono i campi allagati. Che cosa fare? Cosa sta succedendo? Lei è già in contatto, immagino, con tanti agricoltori della provincia. Sì, buongiorno a tutti. Intanto sicuramente le nostre federazioni provinciali stanno raccogliendo già purtroppo le prime segnalazioni dei danni che le nostre aziende, i nostri soci, i nostri agricoltori hanno subito in questa fase, in un maggio che possiamo dire era in piena esplosione di attività agricola, sia per quanto riguarda i frutteti, sia per quanto riguarda le orticole, i seminativi, e che adesso queste piogge torrenziali hanno messo a dura prova e sicuramente andranno a compromettere anche la capacità dei nostri produttori di fare reddito. Questo è l'ulteriore conferma della tropicalizzazione del clima che da anni ormai stiamo segnalando e di come ci sia la necessità da un lato di avere le infrastrutture in grado di assorbire queste enormi quantità d'acqua e dall'altro anche di essere in grado di rispondere a questi cambiamenti climatici che stanno mettendo appunto a dura prova le aziende agricole, che ne sono le prime vittime, a seguito poi anche di quello che sarà invece il valore perso lungo tutta la filiera agroalimentare.
Presidente, è stato dichiarato lo stato di emergenza, questo significa che dovrebbero arrivare nel territorio dei soldi. Voi, insomma, quelli per le emergenze dei mesi scorsi li avete già visti? Attendiamo ancora dei ristori per varie emergenze che abbiamo avuto negli ultimi anni, anche se purtroppo sappiamo che la coperta da parte del lato pubblico, quindi delle risorse di finanza pubblica, sono sempre meno quelli a disposizione. Dall'altro lato quest'anno abbiamo avuto anche qualche difficoltà nell'assicurare i nostri raccolti attraverso lo strumento appunto delle assicurazioni dedicate alle produzioni agricole. Questo significa che oggi le nostre aziende sono ulteriormente esposte a questo pericolo, che invece vogliamo evitare, non soltanto cercando di affrontare i contingenti, ma anche di creare delle condizioni che possono comunque dare alle aziende la possibilità di in qualche modo compensare quel reddito mancato per poter continuare nella loro attività, perché di fatto il danno che oggi subiscono, che hanno subito in questi giorni, nel frattempo hanno subito tutti i costi di produzione per poter realizzare la loro coltivazione. Quindi questo vuol dire non solo perdita di reddito, ma anche un danno diretto alle nostre aziende. Quali sono un po' le colture adesso di maggio che sono a rischio? Avendo colpito il fenomeno atmosferico diverse province del Veneto, perché andiamo dalla Val di Lasi a Verona, passando per Montagnana a Padova, senza dimenticare poi il Vicentino e in piccola parte anche la provincia di Rovigo, ormai tutte le colture sono in atto, quindi sia i seminativi, che sono quelli ormai completamente a dimora, ma anche smottamenti su quelli che sono impianti di ulivi, impianti di frutteti, vigneti, impianti di frutta in generale, e quindi il danno è abbastanza evidente su tutte quelle che sono le coltivazioni, come anche di quelle di carattere zootecnico, come si citava prima, con l'allagamento di alcuni capannoni. Quindi purtroppo nessun settore agricolo è stato in questo caso risparmiato. So che lei ha insistito molto sul tema della transizione energetica, del risparmio energetico, è stato presente anche alla Fiera Internazionale dedicata alla logistica e ai trasporti. Voi come Coldiretti siete molto impegnati, però poi insomma in concreto che cosa si sta facendo per i nostri territori? C'è anche un altro tema, oltre a quello della transizione energetica, che è collegato direttamente a quello che abbiamo visto e che state voi facendo vedere, che è quello della fauna selvatica. Purtroppo oggi siamo anche esposti a questa ulteriore criticità che da tempo segnaliamo, perché non viene affrontata nelle modi e nelle modalità corrette e più risolutive, ma pensiamo alla fauna selvatica che va a danneggiare, come nutrie, tassi e altri tipi di animali che vanno a danneggiare le nostre infrastrutture idrauliche, espongono non soltanto l'agricoltura ad un problema, ma interi territori a questi fenomeni anche di carattere di allagamento. Quindi tutta la comunità, tutto il territorio, anche le altre attività produttive ne risentono. Stiamo già avviando delle interlocuzioni con la Regione Veneto per trovare nuove modalità della gestione e in certi casi anche della eradicazione, parlo soprattutto della nutria, perché riteniamo che questo sia un passo fondamentale per dare una risposta non solo al mondo dell'agricoltura, ma ad un intero territorio dove la sicurezza idraulica ormai è condizione indispensabile sia per la società civile ma anche per svolgere la propria attività di impresa. Grazie Presidente, grazie davvero per essere stato con noi, Carlo Salvan. Arrivederci, buona giornata. Ovviamente ci terremo in contatto anche nelle prossime ore per capire l'evolversi della situazione. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora ripercorriamo insieme anche attraverso le immagini che cosa sta succedendo. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte con almeno 200 interventi, solo 60 nella zona di San Bonifacio e Soave a Padova, 60 ancora nei comuni di Montagnana e Casale di Scodosia, sono i comuni più colpiti, scuole chiuse, una frana ha invaso la strada dietro alla Rocca di Monselice in provincia di Vicenza, un centinaio di interventi per danni d'acqua di smottamenti, 35 interventi a Treviso, a Venezia, 52 gli interventi. Circolazione ferroviaria ancora interrotta tra Padova e Vicenza. I vigili del fuoco fanno sapere che il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con personale trattenuto in turno proprio per poter fronteggiare nel migliore dei modi la situazione. Questa è la frana di cui vi parlavamo e siamo nel Padovano. Ma il tempo che si è fatto sentire già a partire da ieri sera con le immagini che vi facciamo vedere nel servizio di Federico Fusetti che ci porta direttamente a Borgo Veneto. Bassa Padovana colpita dal maltempo nel corso della giornata, specie nella prima parte, come testimoniano le immagini di Luca Tecchiato che state vedendo. A Borgo Veneto alcune strade allagate e sistema idraulico in sofferenza, non solo quello privato, ma anche quello agricolo gestito dal Consorzio di Bonifica.
interventi della protezione civile per l'allagamento del piano terra del municipio, ma anche della mensa scolastica. I ragazzi infatti hanno pranzato in classe e di alcuni scantinati. Situazione difficile anche a Megliadino San Vitale, dove le campagne sono allagate e dove la protezione civile è al lavoro per mettere in sicurezza case e strade. In alcuni punti è tracimato il canale Vampadore, creando difficoltà. In tutte queste zone si conteranno i danni a evento concluso, mentre le previsioni parlano di possibili nuovi rovesci durante la notte. Restiamo nel Padovano, l'ANSA batte questa notizia che ci riporta da Abano Terme. Vi abbiamo fatto sentire prima le parole del sindaco Federico Barbierato. Il maltempo delle ultime ore ha fatto andare sott'acqua alcuni locali del piano interrato e del primo piano di una casa di cura. La casa di cura si chiama Casa di Abano Terme. Dalla tarda serata di ieri fino ad ora sono in azione i vigili del fuoco insieme ai tecnici del Policlinico ed alcuni addetti delle polizie. La struttura è stata messa al riparo con pompe e sacchi di sabbia. Non risultano danni ai macchinari fortunatamente, perché appunto è una casa di cura, un presidio sanitario. Sono stati deteriorati mobili, pareti e qualche controsoffitto. Vediamo se riusciamo magari a collegarci con Barbierato, sindaco di Abano Terme, ma intanto vi facciamo riascoltare le parole di Giampaolo Buttaccin, assessore regionale alla protezione civile, che è già da ieri sera e nella notte che segue e monitora la situazione e che ha parlato questa mattina in conferenza stampa. È ancora assolutamente prematuro per avere il quadro dei danni, perché abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, dissesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata ieri, quindi ovviamente è ancora assolutamente prematuro sapere e definire una stima dei danni. Quali sono le zone appunto più colpite? Beh, allo stato attuale abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà in base alle precipitazioni che ci saranno. Cosa ci si aspetta? Ma ci si aspettano ancora precipitazioni importanti. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Assessore, torniamo sui lavori, i ponti che saltano, gli argini che crollano, e però c'è anche un piano di messa in sicurezza del territorio che non va di pari passo con i cambiamenti climatici. È una corsa contro il tempo. Il Veneto è partito con forte anticipo rispetto a chi si è accorto recentemente dei cambiamenti climatici, perché il nostro piano nasce nel 2011. Quindi nasce parecchi anni fa, abbiamo attivato un piano che è stato definito con criteri scientifici appoggiandoci all'Università di Padova, allo staff del professor Luigi Del Paos, e da lì siamo partiti. Era un piano che valeva 3 miliardi e mezzo di euro. Abbiamo realizzato più di metà di queste opere. Negli ultimi 4 anni sono stati attivati 2.527 cantieri. È chiaro che è una corsa contro il tempo, perché stiamo recuperando decenni di cantieri che non sono stati realizzati. Ovviamente noi continuiamo nella nostra corsa contro il tempo, continuando ad aprire cantieri, continuando a finanziare opere di difesa del suolo, con non poche difficoltà, a volte dettate anche dalla burocrazia. Allora, tra pochissimo in collegamento telefonico avremo Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, per la notizia della casa di cura di Abano Terme che è stata parzialmente allagata. Ma intanto guardate queste immagini, siamo a Marinella, località Marinella, siamo a Bibione. Prima abbiamo parlato con il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che ha raccontato un po' di come il Piave sia monitorato e dello stato del litorale del Veneto. Questa è Bibione, località Marinella. Guardate queste immagini che in qualche modo rendono davvero
la situazione, quello che sta accadendo. Piove da ieri pomeriggio, intense piogge sono cadute in Veneto nella notte e siamo in allerta rossa. Il Veneto è in allerta rossa, dalle 16 alle 21 una nuova perturbazione è prevista e qui siamo a Bibbione, zona Marinella. Al telefono con noi c'è Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Intanto magari continuiamo a far vedere le immagini del maltempo. Sindaco, buongiorno, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno, grazie a voi. Siamo qui a breve, dovremo incontrare la prefettura come tutti i comuni padovani, perché la situazione è quella che avete ben descritto. Allora, l'incontro in prefettura per fare il punto. Com'è il punto nel suo comune? Abbiamo appena dato la notizia della casa di cura. Sì, quello è un problema risolto. Abbiamo una parte del territorio che è quella sotto i colli e che è quella più in difficoltà, quindi Monterosso, Monteottone, via Cesare Battisti, anche qualche strada e via del quartiere San Lorenzo. Quindi siamo intervenuti anche per dare oggi, qualche minuto fa, 2 pasti ai 2 anziani perché sono in una zona isolata, quindi stiamo facendo di tutto per dare delle risposte. Abbiamo avuto più di 120 chiamate da mezzanotte che abbiamo gestito, anche chiamate che arrivavano da altri comuni, quindi la stazione sicuramente è una stazione che stiamo monitorando con polizia locale, protezione civile, il nostro ufficio tecnico, e che continueremo a monitorare perché alle 4 è prevista un'ulteriore perturbazione che sicuramente dovremo affrontare, anche avendo distribuito molti sacchi di sabbia da stamattina, quindi è evidente che ormai questo tipo di eventi non sono più rari ma tendono a ripetersi purtroppo con frequenza. Noi dal 2019 abbiamo un progetto assieme ad altri 10 comuni dell'area Terme Colli che prevedevano 5 invasi di laminazione che interessavano una decina di comuni, quindi più di 100.000 abitanti, di un valore di circa 30 milioni che purtroppo sono stati fatti coi soldi dei comuni, col contributo del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, ma che purtroppo dal 2019 non hanno ancora trovato risorse. E questo è un aspetto critico. Chiediamo alla politica romana soprattutto di dare una risposta, perché altrimenti il nostro territorio fragile, un po' ovunque, rischia di affrontare queste tematiche sempre più di frequente. Allora adesso al prefetto che cosa direte, che cosa chiederete? Ma il prefetto credo abbia convocato questa riunione per fare il punto della situazione, capire. Noi abbiamo istituito un COC già da questa mattina e sicuramente si farà una ricognizione, e tutte le squadre di protezione civile che sono impegnate nei territori, immagino che sia questo e la segnalazione di eventuali criticità. E credo sia questo l'obiettivo dell'incontro, perché è stato convocato qualche ora fa e quindi adesso noi dovremo coordinarci. Ecco, ripeto, necessita questo territorio di interventi strutturali e di risorse importanti, perché altrimenti questo territorio così fragile non si mette in sicurezza. Grazie Sindaco per essere stato con noi, per aver fatto il punto e per aver lanciato ovviamente questo appello. È un po' quello che stiamo cercando di comunicarvi, facendovi vedere le immagini di questo territorio ferito e che ha bisogno di essere messo in sicurezza attraverso gli interventi, perché i sindaci da soli poco possono fare se non distribuire sacchi di sabbia, allertare la protezione civile, aprire il COC. Adesso dunque sindaci del Padovano convocati in prefettura. Siamo in chiusura, pochi secondi per farvi vedere queste immagini, perché i carabinieri hanno diffuso questa fotografia. L'uomo che vedete si chiama Giovanni Costacurta, ha 60 anni ed è di Vittorio Veneto, è stato dichiarato scomparso, alto circa 1,60 m, quando si è allontanato aveva un giubbotto blu e dei pantaloni chiari. Si chiama Giovanni Costacurta, l'ultima volta è stato visto nella sua Peugeot, a bordo della sua Peugeot. Ecco, sono gli stessi carabinieri a diffondere questa fotografia, perché Giovanni Costacurta è ufficialmente scomparso e chiunque
avvisti o immagini insomma di avvistare questo volto, chiami, contatti il 112 e quindi noi non possiamo non farci portavoce insomma di questo messaggio, visto che siamo una televisione di pubblica utilità. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci, vi diamo appuntamento ai nostri notiziari della sera per fare il punto sulla situazione maltempo nel nostro territorio. Lo ricordiamo, il Veneto è in allerta rossa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.